Buonasera. In questi minuti, 50 anni fa, accadeva il terremoto nel Friuli, una devastazione con oltre 1000 morti, ma soprattutto una devastazione dell'intera Carnia di parte del Pordenonese. Un ricordo, come è accaduto nel resto di tutta questa giornata, ma anche un plauso ai friulani, perché a distanza di anni tutto è tornato dov'era e com'era, è diventato anche un esempio per tutti noi. E se avete sentito, quei suoni sono determinati da un giovane che stava registrando un disco dei Pink Floyd, e a un certo punto quel battito, quei rumori eccetera sono quelli della puntina che prima salta dal disco e poi il microfono che raccoglie gli istanti di terrore insieme a delle immagini. Quelle immagini sono di un giovane fotoreporter trevigiano che quella sera del 6 maggio 1976 non ci pensò due volte, prese la macchina fotografica e andò dove c'era la notizia. Quel giovane fotoreporter era ed è Gabriele Coassin, che questa sera è qui con noi. Gabriele, buonasera Gabriele. Volevamo sentire, insomma, dal tuo racconto, volevamo sentire un po' la tua impressione di quei momenti, ripensandoci mezzo secolo dopo. Dovrebbe esserci in questo momento da riattivare l'audio, vediamo se ci riusciamo. Eccolo qua. Questo, ok, sì. Mi sentite? Sì, perfetto. Gabriele, allora, 50 anni dopo, quelle immagini, è stata un'esperienza perché hai avuto il coraggio di prendere la macchina fotografica e di correre da Treviso fino in mezzo alla devastazione, poi ci sei rimasto per giorni. Sai, abbiamo utilizzato l'ultima immagine perché in questa giornata in cui tutti ricordano il Friuli, forse pochi ricordano invece gli agricoltori che in quella devastazione trovarono veramente tutto distrutto. Vuoi raccontarci quella foto con quella mucca che è in mezzo a una stalla completamente devastata? So che l'hai raccontata anche al telegiornale, ce la vuoi ricordare quella foto che ritrae l'agricoltura in ginocchio in Friuli? Sì, sono rimasto ovviamente impressionato per le grida che sentivo, perché essendo arrivato di notte, dove ovviamente non c'era più illuminazione, non c'era ancora luna piena, quindi si vedeva ben poco, e finché non sono arrivate le foto elettriche dei vigili del fuoco si andava a tentoni. Quando le prime luci dell'alba siamo riusciti a vedere completamente il disastro che c'era, tra le altre cose appunto anche la disperazione degli agricoltori, degli allevatori, in particolare quella mucca che si vede era una delle due ancora viva ma circondata dalle macerie, e la disperazione dell'anziano proprietario che gli era morta l'altra mucca che era incinta di un vitellino. Stiamo parlando di una zona agricola del Friuli di 50 anni fa, dove la risorsa, diciamo, economica dei piccoli allevamenti, della piccola agricoltura era fondamentale. Loro perdevano in quel momento, oltre alla casa e la stalla, perché le stalle chiaramente sono edifici meno curati dal punto di vista antisismico, e perdere la stalla è come negli altri suoi vicini, chi i maiali, chi le pecore eccetera, era una perdita di risorse importante, perché perdono il latte, perdono i formaggi, perdono un mezzo di traino, i trattori certo che c'erano, ma le persone anziane ancora andavano col carro con le mucche, con i buoi per arare, per portare il fieno eccetera eccetera. Quindi noi parliamo della ricostruzione industriale, della ricostruzione delle case, poi delle chiese eccetera, però per la piccola agricoltura locale il danno è stato inenarrabile, ecco. Però va detto che
anche loro, forse per primi loro, sono quelli che sono rimboccati le maniche e con case devastate, dormendo dentro le tende o in luoghi di fortuna, comunque hanno ricominciato a coltivare la terra, hanno mandato avanti le proprie aziende, hanno salvato quello che si poteva salvare dei fienili e ovviamente del bestiame, e adesso a distanza di molti anni, insomma, con orgoglio continuano a dire: noi abbiamo ripristinato dov'era e com'era, e la nostra agricoltura anzi continua ad andare avanti. Sì, è stato ammirevole, anche perché se vediamo la differenza con altre situazioni di sismi devastanti che abbiamo avuto in Italia, in altre zone, non c'è stata questa attività personale, immediata, coraggiosa degli abitanti come c'è stata in Friuli. In realtà io non mi sono fermato lì molto perché avevo finito le pellicole e ovviamente in quella situazione pellicole non se ne trovano. Prima ancora che arrivasse, diciamo, i primi nuclei dei Vigili del Fuoco, abbiamo visto il volontariato delle parrocchie come si è attivato immediatamente e dell'associazionismo. Ecco, in queste immagini vediamo poi quando sono arrivati anche i militari a dare una mano, e insomma non ci sono commenti possibili. Quello che io volevo mostrare da giovane reporter inesperto, direi anche piuttosto selvaggio nel mio modo di fotografare, senza nessuna cura tecnica, senza nessuna pretesa artistica, solo per mostrare agli altri quella che era la situazione che vedevo. Per ultimo, qual è l'immagine che ti porti nel cuore di questa tua esperienza? Beh, se posso dire una stupidaggine, le immagini che mi porto nel cuore sono quelle che non sono riuscito a fare, nel senso che come io ero ai primi passi di un tentativo di fare il fotoreporter, e quindi tante situazioni che pensavo di aver fotografato bene non le ho fotografate bene. Diciamo, di queste immagini che stiamo vedendo, che sono una selezione di 7-8 immagini, se ricordo bene, di qualche centinaio che ho fatto, non vi saprei dire. Ecco, c'è per esempio quell'anziano signore nella casa, all'interno della casa, in cui si vede lui con un ritratto di una bambina, la parete crepata, ma non. Quando mi sono girato dall'altra parte, dietro di me c'era la parete sventrata. Quindi il disastro è stato sensibile e per me anche, come posso dire, emozionante, perché non potevo fare niente, ero quasi paralizzato dallo spavento di quello che vedevo, e ho raccolto tutte le mie forze per fotografare e basta. Grazie a Gabriele Coassin, grazie di questa testimonianza per dimostrare un modo di potersi rialzare, uno sprone per tutti quanti, anche in questi tempi, nelle difficoltà, per rialzarsi e ricominciare di nuovo. E allora, dopo questa pagina doverosa dedicata al terremoto del 1976, proprio in questi minuti, cominciamo Agricoltura di Sera con gli argomenti di attualità che adesso abbiamo suntato nella copertina di presentazione. Tra le notizie agricole della settimana, la prima riguarda la bietola da zucchero, con la Regione Veneto che stanzia 600.000 euro per la campagna 2026. L'intervento è stato pensato per dare un futuro produttivo allo stabilimento di Pontelongo, attualmente fermo. In Veneto le superfici coltivate a barbabietola per il 2026 sono stimate in circa 3.700 ettari, mentre a livello nazionale il comparto ha registrato negli anni una progressiva riduzione anche in seguito ai cambiamenti del mercato europeo. E mentre a Bruxelles si discute su caro energia in relazione alle guerre nel mondo, in Veneto tornano i timori di possibili nuove trivellazioni metanifere.
Per questo consorzi di bonifica del Veneto e in particolare l'Adige Po e Delta del Po hanno organizzato una giornata per non dimenticare presso il Museo regionale della bonifica Ca Vendramin. Va ricordato che in Polesine la subsidenza ha reso questo territorio più fragile e più costoso da difendere con milioni di euro in energia elettrica per le idrovore solo per garantire sicurezza ai cittadini e alle imprese. Rimanendo in parte in Polesine, ma anche nel Veronese, da registrare la notizia dell'Europarlamento che, per il settore riso, ha approvato definitivamente il regolamento sulle agevolazioni tariffarie per i paesi meno avanzati, lasciando invariata la clausola a dazio zero. Per i produttori dell'Associazione Europea Copa Cogeca la decisione mette a rischio 100.000 ettari di riso con un danno da 4 miliardi. Va ricordato che sono solo 8 i paesi europei produttori di riso e l'Italia da sola copre il 50% della produzione continentale. Altro tema caldo riguarda il mais, soia e frumento, con incontri sia sul territorio che con l'assessore regionale Dario Bond per cercare soluzioni per un settore oggi più che mai con il caro carburanti ma anche fertilizzanti di fatto in perdita continua. Va ricordato che comunque queste coltivazioni rientrano nelle filiere di prodotti a denominazioni di origine protetta, come ad esempio il grana padano, e che quindi devono essere tutelate. Chiudiamo questa carrellata settimanale con una notizia che arriva dalla Lombardia, che ha varato il progetto Hub Giovani per le professioni della montagna, un'iniziativa promossa tra l'altro da ANCI Nazionale. L'obiettivo è di sostenere l'occupazione e lo sviluppo delle aree montane lombarde, facendo leva sul protagonismo delle nuove generazioni e sull'eredità dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, visti non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per rafforzare i territori montani e le aree interne con servizi di orientamento e formazione rivolti ai giovani under 35 interessati a vivere e lavorare in montagna. Questi dunque gli argomenti di questa puntata di Agricoltura di Sera che affronteremo insieme a ospiti di studio ma anche in collegamento. Allora cominciamo presentando alla mia destra Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto. Benvenuto, grazie. Grazie a voi, buonasera. E poi invece alla mia sinistra Davide Tocchetto, che è uno dei docenti dell'Istituto Sartori di Castelfranco. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Abbiamo un docente perché, come abbiamo detto sin dall'inizio, è importante per noi vedere il futuro, cioè vedere la scuola, vedere l'istruzione e anche le giovani generazioni. Allora, Carlo Salvan, cominciamo con lo zucchero, perché insomma, il menù è lungo. Questo zucchero, il suo punto di vista, soprattutto considerando questi 600.000 euro che la Regione del Veneto ha stanziato per tenere alto la filiera, non è che sia un po' poco? È sicuramente un segnale importante, è un primo segnale soprattutto da parte di questa giunta regionale che ha capito anche la sensibilità e la delicatezza dell'argomento. La coltivazione della barbabietola non è soltanto un problema o un tema che riguarda l'agricoltura o l'agricoltore, ma è un tema che riguarda la nostra sicurezza alimentare e anche quella che possiamo definire in qualche modo sovranità alimentare. Perché dico questo? Perché oggi lo zucchero di cui ha bisogno il Paese è coperto soltanto per l'8-10% della produzione nazionale. Quindi abbiamo le più grandi industrie dolciarie del mondo praticamente, che utilizzano però per la stragrande maggioranza zucchero fatto in Europa, in primis in Francia e Germania, ma anche zucchero polacco, zucchero ucraino e così via, senza dimenticare poi lo zucchero di canna. E quindi è una filiera questa che non possiamo assolutamente permetterci di perdere, sia per una chiave agronomica, quindi per il valore che lascia la coltura al terreno, sia anche per la chiave economica di filiera stessa da trasferire poi sul territorio, sulla nostra nazione. La sospensione dell'attività di Ponte Longo speriamo sia solo una sospensione. I 600.000 euro non vogliamo che siano un contributo così disperso oppure una tantum, ma che sia l'inizio di un percorso che vada a fronteggiare aspetti di carattere di mercato, che oggi purtroppo mette in difficoltà la nostra produzione, e anche aspetti di carattere fitosanitario, perché oggi coltivare la barbabietola è costoso, è impegnativo e abbiamo anche bisogno di strumenti nuovi per poter fronteggiare malattie e insetti, oltre che tutte le varie caratteristiche della coltivazione. Ecco, ma lo zucchero veneto o comunque lo zucchero italiano dovrebbe appartenere a una filiera di prodotti veneti italiani, perché appunto, come dire, se devo chiamare un prodotto
prodotto veneto lo devo chiamare perché i principi iniziali sono veneti, giusto? E allora come mai, pur essendoci questa grossa richiesta di zucchero, abbiamo queste immagini che noi abbiamo girato in repertorio, di fatto non esistono più perché Ponte Longo è fermo da oltre un anno, pensando che questo è stato inaugurato nel 1910 tra l'altro. Sì, poi è anche il più grande d'Italia che abbiamo oggi, dei due rimasti purtroppo perché l'altro è in provincia di Bologna, ma la coltivazione oggi purtroppo ha conosciuto dei problemi a seguito di tutta la normativa di carattere comunitario che nel frattempo è cambiata negli ultimi 15 anni con l'abolizione delle quote, con tutto un sistema che ci ha aperto ad un mercato purtroppo per noi troppo difficile oggettivamente perché abbiamo costi di produzione. Ma spieghiamolo ai nostri telespettatori, cioè noi produciamo bietole, le abbiamo sempre prodotte, facevamo uno zucchero eccezionale, tra l'altro nella zona mi pare verso Portogruaro con un alto livello diremo di grado babbo, come diciamo noi in gergo. Di polarizzazione, si dice in termini tecnici. Esatto. Eppure tutto questo è andato in fumo. Mi viene in mente quando uno va a Ceggia, vede questo scheletro che rimane lì purtroppo i nostri territori, penso anche al mio Polesine, ne sono disseminati di queste strutture che un tempo erano attività economiche fiorenti e davano sostegno. Ma raccontiamo anche perché è finita così. Proprio per questo cambiamento di paradigma che purtroppo l'Unione Europea ha consentito negli ultimi anni, non solo in tema di zucchero ma in largo spettro su tutta l'agricoltura in generale, consentendo quindi aprendo ad una situazione di carattere internazionale che non ci ha visti essere competitivi, quando in realtà oggi abbiamo assolutamente bisogno, e la pandemia ce l'ha insegnato, penso nella maniera più lampante possibile, di garantire quella produzione nazionale di quello che serve alla popolazione in termini di alimentazione e di produzione agricola e che oggi purtroppo invece non abbiamo in questa situazione. Tradotto, noi parliamo del Covid, però anche adesso con la guerra, con il tema energetico abbiamo lo stesso problema, cioè dopo i tempi della globalizzazione ci stiamo accorgendo che se non riusciamo a autoprodurci delle cose, quelle fondamentali, sono guai per tutti. La globalizzazione ci ha illuso che potevamo prenderci le cose a minor costo possibile da qualche altra parte del mondo. La realtà dei fatti negli ultimi 5-6 anni ci ha fatto capire che purtroppo questo non è assolutamente vero. Ecco appunto, adesso noi tra un po' ci collegheremo con il presidente di Coprobi per capire il punto di vista di questo ultimo baluardo che tiene alto lo zucchero veneto ma italiano, perché poi ricordiamo che Coprobi ha anche Manerbio che appunto è in provincia di Bologna. Mi pare. Provincia di Bologna. Provincia di Bologna, esatto. Ma allora, come Coldiretti, qual è la proposta, qual è la visione che potrebbe esserci per rilanciare lo zucchero italiano? Noi abbiamo essenzialmente suggerito 3 linee alla Regione e come sta facendo adesso Coprobi e Coldiretti Nazionale anche nei confronti del Ministero. Il supporto di carattere tecnico-fitosanitario per risolvere alcuni problemi di campagna, chiamiamoli, che oggi sono diventati impegnativi e per i quali bisogna dare strumenti agli agricoltori per fare in modo di coltivare in maniera redditizia la coltivazione. Tradotto vuol dire ci sono dei nocivi per cui hai il problema che ci sono delle malattie, ci sono degli insetti che rendono difficile la coltivazione e nel corso degli anni i principi attivi purtroppo sono sempre stati eliminati o ridotti nel loro utilizzo, quando invece magari importiamo dello zucchero da altre parti del mondo dove questi principi attivi sono largamente utilizzati. Mi pare averla già sentita con il frumento e altre cose. Esatto. Ecco. Questo è un primo filone, il secondo invece di carattere essenzialmente commerciale, quindi la possibilità di coinvolgere anche le industrie dolciarie di ogni dimensione, anche del nostro territorio, per creare percorsi di filiera che riconoscono il giusto valore alla coltivazione, quindi al quintale o al chilo di zucchero in questo caso che viene prodotto. Cioè tradotto cosa vorrebbe dire? La possibilità di creare quindi un percorso ben definito dalla partenza della semina stessa, quindi un agricoltore prima di andare a seminare sa che la sua barbabetola verrà utilizzata per fare quel determinato dolce, quella determinata bevanda, quel determinato prodotto agroalimentare e quindi ci sarà modo di calibrare il costo e poi la resa di quella coltivazione in modo tale che tutti gli anelli di filiera poi possano ritenersi adeguatamente soddisfatti. Non si può pensare che possiamo produrre con i costi di paesi terzi o dei paesi sudamericani perché questa è la nostra realtà oggi. Ma anche perché noi possiamo garantire uno zucchero di qualità, uno zucchero che non ha, diciamo così, altre cose dentro, cose che invece non riusciamo a garantire, sono importato, mi pare di capire. Esattamente, questo vale anche per gli altri prodotti agroalimentari, per gli altri prodotti agricoli.
Abbiamo poi una realtà che è quella appunto di CoProB, ma lo dirà bene il Presidente dopo, che è fatta da soci che operano sul territorio veneto ed emiliano in primis e non solo, e che ci mettono alla faccia di fronte a quello che fanno e di fronte alla loro attività. Quindi il consumatore ha una garanzia, attraverso il marchio Italia Zuccheri in questo caso, di avere un prodotto nazionale e non magari un prodotto spacciato per italiano di altri nomi che purtroppo sono soltanto rimasti storicamente italiani e che si trascinano il marchio come se fossero appunto prodotti italianizzati, ma che di italiano purtroppo non hanno assolutamente nulla. E siamo sempre lì, dobbiamo cercare di difendere, diciamo così, quello che produciamo. Voi lo fate andando anche addirittura a protestare al Brennero quando arriva dentro delle cose. Ma come mai arriviamo abbastanza in ritardo sulla protezione di questi nostri prodotti? In realtà sono ormai diversi anni che stiamo lottando sulla protezione di un sistema agricolo che per noi è strategico e fondamentale, ma perché per troppi anni a livello politico, istituzionale e soprattutto comunitario l'agricoltura, e il caso dello zucchero ne è stato forse uno degli esempi più lampanti, è stata messa su un piatto di accordi commerciali, di scambi che per noi erano dannosi e che venivano sacrificati in cambio di altri vantaggi per altri settori economici. Oggi, da alcuni anni a questa parte e con la nuova soprattutto Commissione europea, questo principio si sta piano piano rovesciando, ma recuperare il tempo perduto sicuramente non è facile. Ma secondo lei riusciremo a recuperare qualcosa in questa filiera, oppure come qualcuno ha detto, una volta che tu hai spento Ponte Longo non lo riaccendi più? Io dico che la partita non è finita finché l'arbitro non ha fischiato, ecco. Ma al di là siamo delle già in zona Cesarini, però. Al di là delle battute, pensiamo agli altri territori nazionali come le Marche che invece stanno chiedendo di fare più barbabietole. E perché lo fanno? Perché nel frattempo hanno perso altre colture o hanno troppe poche colture a disposizione in campo estensivo seminativo che non riescono più nemmeno a dare la rotazione giusta. Ecco, io confido e auspico che questo non avvenga in Veneto, dove la coltivazione aveva raggiunto ettarati assolutamente importanti, oggi ridotti in maniera molto ristretta, ma che possono diventare invece, possono riaprirsi e diventare un'opportunità anche per quelle aziende cerealicole estensive che purtroppo stanno attraversando difficoltà per altre esigenze, per altri problemi. Davide Tocchetto, come docente, come scuola, voi come raccontate questa storia dello zucchero? Noi raccontiamo lo zucchero e soprattutto la barbabietola tendenzialmente nelle classi terze, dove abbiamo tecniche di coltivazione, e la barbabietola è una coltura che viene dopo il mais, viene dopo il frumento, viene dopo la soia, e cominciamo a dire la barbabietola la rende, ha sempre reso, è sempre stata una coltura da reddito, perché i ragazzi devono capire che dietro una coltura come la barbabietola c'è lo zucchero e quindi è un settore dell'agroindustria. Quindi una coltura importante assieme al tabacco, sono quelle colture che si staccano dalla filiera classica dei cereali ed entrano in un settore agroindustriale, di cui, lo raccontiamo sempre, l'Italia, comunque il Veneto, come diceva prima il Presidente, è una regione di riferimento, perché la barbabietola c'è sempre stata, lo zucchero c'è sempre stato, gli zuccherifici sono delle realtà produttive di cui noi che abbiamo una certa età siamo cresciuti e sappiamo che lo zucchero in Veneto si faceva. Ecco, allora vedo che è già con noi in collegamento Luigi Maccaferri, che è il Presidente di CoProB, mi pare. Buon pomeriggio, buonasera Presidente. Sì, buonasera a lei, buonasera ai presenti in studio. Buonasera, allora Presidente, ci racconta un po', ci dice qualcosa intanto di Ponte Longo, qualche novità? Riusciamo a riaccenderlo oppure farà la fine degli altri zuccherifici veneti? No, assolutamente, noi contiamo proprio di riaccenderlo per la prossima campagna, siamo fiduciosi di questo e stiamo lavorando insieme alle associazioni e insieme alle regioni, soprattutto con la Regione Veneto che in questi mesi si sta impegnando in maniera attiva e in maniera molto, molto forte, proprio per creare le condizioni per poter riaprire lo zuccherificio il prossimo anno. Questo è un impegno mio, un impegno della cooperativa, ma è un impegno che dobbiamo verso l'azienda, ma soprattutto verso i tanti soci, i tanti agricoltori che vogliono continuare a fare bietole, che stanno investendo e che hanno investito. Ecco, ci può raccontare un po' com'è oggi CoProB, nel senso che sappiamo che è una cooperativa, che ci sono tanti soci, sono cresciuti, sono diminuiti, la bietola insomma, perché io ho letto da qualche parte che addirittura si stanno perdendo ettaraggi di coltivazione della bietola. Qual è il punto da CoProB, che poi in realtà è l'ultimo baluardo del nostro zucchero? Sì, assolutamente. CoProB è una cooperativa, come diceva, noi abbiamo poco meno di 4.000 soci, e li ritengo abbastanza stabili nel tempo, non abbiamo perso numeri significativi, come sempre è successo, se non il fisiologico
diciamo più la fisiologica chiusura delle aziende, che ormai per motivi anagrafici sta un po' succedendo in tutto il territorio. Copro B, a parte il territorio veneto e il territorio lombardo e friulano, che in questi mesi ha perso superficie, diciamo che il resto del territorio italiano regge. L'Emilia Romagna si è confermata con poco più di 10.000 ettari, le Marche, che hanno perso la bietola nel lontano 2006 a seguito della grande riforma e quindi della chiusura degli zuccherifici, in quegli anni stanno riscoprendo la bietola e tendenzialmente sono in aumento. L'unico limite per le Marche è un po' la distanza chilometrica proibitiva verso lo zuccherificio di Minerbio. Io ritengo che il calo degli ettari di quest'anno sia più figlio di 2 annate a livello produttivo poco soddisfacenti. Il clima del 2024 e del 2025, le semine tardive del 24 e le condizioni climatiche nell'autunno-inverno tra il 24 e il 25 ci hanno messo nelle condizioni di lavorare male, di seminare male, e le produzioni e i risultati produttivi sono stati tendenzialmente scarsi. La cooperativa è riuscita a incentivare poco o ha dovuto calare il prezzo della bietola a causa del contestuale calo drammatico del prezzo dello zucchero a livello europeo e mondiale, e quindi questo non ha fatto altro che aggravare una situazione in cui l'agricoltore non era contento per la scarsa produttività. Nonostante questo, 4.000 ettari sono stati seminati, in Veneto ci sono circa 4.000 ettari di bietole seminate. Abbiamo tante aziende agricole che hanno prodotto, nonostante queste condizioni, hanno prodotto molto bene, con delle PLV, con dei fatturati anche superiori ai 4.000 euro per ettaro, che sono numeri di tutto rispetto, anzi sono numeri molto molto interessanti. Quindi la bietola può e deve tornare a essere al centro del pensiero delle aziende agricole, perché, come si diceva prima, molte aziende agricole l'hanno nel sangue, nella testa, geneticamente sono predisposte a fare le bietole perché fa parte della nostra storia. Oltre a questo, la bietola è una coltura da rinnovo per eccellenza, forse la migliore coltura da rinnovo che noi abbiamo a disposizione, e i territori che hanno perso negli anni la bietola oggi si stanno riaffacciando perché vogliono ritornare da quella coltivazione che gli permette poi di fare meglio il grano, di fare meglio il mais, di fare meglio tutto il resto delle altre colture agrarie che devono andare in rotazione. Da questa base partiamo, e con questa base, con questo auspicio, abbiamo l'aspettativa di ritornare a fare quei 7-8 mila ettari in Veneto che si sono fatti in passato, che si possono tranquillamente tornare a fare. Ci vuole un po' di sicuramente un po' di volontà anche da parte della Regione, con un contributo che quest'anno ha elargito in maniera importante e che speriamo di poterla avere anche nei prossimi anni, perché questo è un segnale forte anche della Regione Veneto, che vuole mantenere in essere una coltivazione e la sua filiera, che oggi, ricordo, è l'unica filiera, come diceva lei, 100% italiana, e la produzione del pacco 100% italiano di Italia Zucchero viene proprio fuori da Pontelongo, un confezionamento che non abbiamo chiuso, che non chiudiamo, che non intendiamo chiudere. Questa è la volontà di voler ripristinare il sito già dal prossimo anno. Ecco, Presidente, il Presidente Salvan qui in studio diceva diciamo così, uno sviluppo importante sarebbe quello di creare una sorta di contratto di filiera tra chi produce la bietola e l'industria dolciaria, che garantisce che il prodotto è 100% italiano, 100% veneto, perché poi scopriamo magari che altri marchi che si citano italiani in realtà dentro hanno zucchero che italiano non è. Assolutamente, io ringrazio il Presidente Salvan e Coldiretti Veneto per la vicinanza in questi mesi, l'attenzione alla filiera è sempre molto, molto puntuale. Ha assolutamente ragione. Noi abbiamo il nostro zucchero, può andare in quelle filiere, deve essere valorizzato da quei trasformatori che fanno dell'italianità un vanto, e a quel punto lo zucchero italiano come ingrediente dolce del Made in Italy deve essere una pietra
una pietra fondante di questa italianità, deve essere certificato con dei contratti di filiera. Noi riusciamo a certificare dal campo fino al prodotto finito tutto il percorso e l'italianità naturalmente di questo zucchero, e un contratto di filiera che metta in chiaro il reale e l'effettivo guadagno dell'azienda agricola, la sostenibilità della cooperativa e il valore dell'italianità certificata per il trasformatore, che sia esso dolciario o un imbottigliatore nel caso di una bibita, è fondamentale ed è importantissimo. L'altro passaggio, se mi permettete, è quello dell'etichettatura. Oggi lo zucchero non è un prodotto su cui c'è l'obbligo dell'etichettatura di origine. Noi nei nostri pacchi mettiamo in maniera chiara la provenienza dello zucchero, perché siamo tracciati e oltretutto abbiamo anche la certezza e la sicurezza che sia un prodotto italiano. Molti giocano su questo fatto di non avere l'obbligo di etichettatura e giocano sul fatto che lo zucchero, quantificato ancora come commodity, che venga dall'Italia, venga dalla Francia o venga dall'estero, poco importante. E invece la differenza c'è, perché il modo di coltivare che abbiamo noi in Italia rispetto all'Europa, ma ancora di più rispetto al mondo, è veramente, veramente molto meno impattante. Quindi questo è sicuramente un valore aggiunto che noi generiamo, che il mondo agricolo genera nella filiera italiana e che può andare a beneficio degli utilizzatori. Senta però Presidente, io faccio anche la parte del consumatore, perché giusto ieri sono passato al supermercato e ho notato che c'è una certa differenza tra un chilo di zucchero di Italiana Zuccheri e un chilo di zucchero di un'altra marca che, diciamo così, è stata italiana ma italiana non è più, con ovviamente che ha un prezzo più basso. Come riuscite a controbilanciare questa concorrenza proprio economica, determinata probabilmente da numeri e da infrastrutture completamente diverse? Ma guardi, la cosa che mi fa piacere è che il prezzo è diverso, l'ha notato lei, il nostro costa di più e noi crediamo di avere un valore nel nostro prodotto maggiore. Uno, perché garantiamo l'italianità e non è una cosa banale. Non ripetiamo o ripercorriamo storie di italianità. Noi siamo italiani, produciamo in Italia e il nostro zucchero viene da bietole coltivate nei territori, addirittura abbiamo messo i volti dei nostri agricoltori sul pacco e manterremo quel modus di lavorare. Ma lavorando in Italia con le regole italiane che sappiamo dal punto di vista di controlli, dal punto di vista anche di disciplinari di produzione sono restrittivi, sono molto restrittivi, forse sono fra i più restrittivi a livello europeo, per non dire i più restrittivi sicuramente a livello mondiale, laddove un principio di reciprocità assolutamente non esiste. Se io penso allo zucchero che viene dal Brasile o lo zucchero di canna che viene raffinato in Europa, che poi entra come zucchero, e sempre zucchero è. Però non avendo tracciabilità della provenienza noi non sappiamo che cosa possono fare. Faccio un esempio. Oggi negli ultimi mesi abbiamo accusato in maniera importante l'importazione di zucchero dall'Ucraina. L'Ucraina è un paese vicino a noi, è un paese che ha di difficoltà, è un paese su cui dare una mano è assolutamente importante, però rischi che sia il mondo agricolo a pagare o a supportare l'Ucraina. E mi spiego, aver importato dello zucchero a dazio zero, se vogliamo anche per piccoli quantitativi, ma sono piccoli quantitativi che vanno a deprimere il mercato interno europeo e italiano, dico principalmente italiano perché l'Italia è il paese fra i più consumatori di zucchero a livello europeo ed è il paese con meno produzione interna, perché noi rappresentiamo all'incirca il 10% del consumo italiano e quindi siamo quelli su cui si vengono a concentrare le battaglie commerciali. In Ucraina è fuori dall'Europa, non ha regole di sostenibilità ambientali piuttosto che di disciplinari di produzione, possono probabilmente usare principi attivi che noi non possiamo più utilizzare già da anni e che vanno a ledere la competitività della cultura in campo e quindi a produrre meno, quindi necessita un prezzo maggiore della bietola, tutta la filiera diventa più costosa. Questi valori si devono inevitabilmente andare a scaricare un valore maggiore del prodotto su un prodotto che il consumatore però devo riconoscere sta dando
sta riconoscendo come valore aggiunto, e se riusciamo a stare sui banchi della grande distribuzione con un prezzo mediamente più alto di tutti i nostri competitor, è proprio perché il nostro consumatore ha imparato a riconoscerci come una produzione di qualità, una produzione che vuole bene all'ambiente, sostenibile. Abbiamo l'80% delle aziende in SQNP, che è il percorso di produzione integrata del Ministero dell'Agricoltura. Abbiamo la filiera del biologico con forse uno dei pochi zuccheri integralmente biologici dal campo fino alla trasformazione a livello europeo. Abbiamo l'unico zucchero grezzo di barbabietola, che è un brevetto nostro, che sta mantenendo l'unicità assolutamente in Italia come unico zucchero grezzo di barbabietola italiano, e quindi sono valori che il consumatore sta riconoscendo e quindi ci premia. È chiaro che però il prezzo di partenza, il prezzo europeo e il prezzo mondiale, oggi il prezzo europeo e il prezzo mondiale sono veramente depressi, e si vede una piccola ricrescita, però siamo ancora all'inizio, ecco. La tengo ancora un attimo in collegamento, Presidente, perché volevo tornare da Carlo Salvan. Presidente, allora, come riusciamo a cercare di creare, diciamo così, una tracciabilità, come ad esempio abbiamo fatto per la pasta? Appena abbiamo cominciato a scrivere dietro grano UE, non UE, la gente ha cominciato proprio a fare la scelta, ha cominciato ad andare a leggere dietro che tipo di grano che faceva la pasta, e ha premiato il grano o italiano o addirittura veneto, o dei marchi che insomma non hanno problemi alla vendita. Come possiamo fare per cercare di imporre la tracciabilità anche per lo zucchero, visto che non ce l'ha? Cercando di trasferire alle istituzioni, soprattutto quelle comunitarie. Non a caso il commissario della salute Varelli era proprio in Coldiretti l'altro giorno a Roma, perché dobbiamo fare in modo di far passare il messaggio che quello che mangiamo e quello che beviamo poi diventa anche salute, diventa anche stato fisico, vuol dire anche qualità della vita. E quindi se noi puntiamo sulla tracciabilità, così come abbiamo anche denunciato al Brennero qualche giorno fa, continueremo a fare quell'opera di servizio civile, chiamiamolo, di necessaria trasparenza nei confronti dei nostri agricoltori, ma soprattutto dei nostri consumatori, perché oggi quello che l'Italia può vantare è un patrimonio di produzione agricola e agroalimentare che non ha nessun altro paese, sia in termini di IG, sia in termini di qualità, sia in termini, come diceva prima il Presidente, di modalità di produzione. Quindi su questo dobbiamo puntare come Paese e chiedere alle istituzioni, dal Governo fino all'Unione Europea, la maggior protezione normativa possibile, e non a caso abbiamo consegnato proprio al commissario Varelli 1 milione di firme raccolte in Italia per chiedere una legge di carattere comunitario che vada a estendere l'obbligo di trasparenza di origine dei prodotti a tutti i prodotti agroalimentari, quindi indicando ovviamente la materia prima da dove proviene. Questo è l'impegno insomma di Coldiretti a portare avanti questa battaglia. Assolutamente. Contento che il Presidente abbia detto Ponte Longo non lo chiudiamo, anzi puntiamo a riaprirlo. Noi dobbiamo riaprirlo Ponte Longo, dobbiamo creare soprattutto le condizioni per farlo, e lo possiamo fare insieme a organizzazioni, cooperativa, istituzioni e ovviamente agricoltori. Torno velocemente al Presidente perché io ho un'altra domanda da fargli. Parlavamo appunto, mi pare di capire, delle Marche, se non ho capito male, che riprende a fare la produzione bieticola, però con i costi di trasporto determinati dall'energia non diventa antieconomico. So che voi avevate un progetto qualche tempo fa per creare una specie di hub di prelavorazione, cioè creare, chiamiamolo, cos'è, il succo mi pare di bietola, se non, che è il semilavorato da cui poi si estrae lo zucchero. Sbaglio? No, non sbaglia, è un'idea che io ho ancora in testa, è un'idea che mi piacerebbe sviluppare, è un'idea che però ancora non ha uno sbocco industriale o di impianto creato. Trasportare la bietola, trasportare la polpa, trasportare l'acqua all'interno della bietola costa molto rispetto a trasportare solo il succo zuccherino, magari già prelavorato. Il problema è che un impianto così fatto, con questa finalità, di fatto non esiste, e quindi è tutto da creare. Bisogna trovare le linee di finanziamento, trovare anche chi ha la volontà di mettersi in discussione a livello di ricerca per ricreare un po', per cercare di inventarsi questo strumento. Secondo me come futuro ci si potrebbe arrivare. Oggi stiamo lavorando con grande soddisfazione con le università, abbiamo ripreso negli ultimi 2 anni un rapporto con le università, Padova, Bologna, Modena, Dipartimento di Ingegneria, Dipartimento di Agraria, Dipartimento di Chimica, per cercare di rimettere al centro la bietola anche come cultura interessante e come
sbocco industriale per la scuola, per i neolaureati. Questo diventa fondamentale perché negli ultimi anni, dopo la grande riforma del 2006, si era un po' perso anche dagli enti di ricerca la volontà di pensare alla bietola, e si era pensata alla bietola come una cosa morta o ad appannaggio di pochi. Come ho sentito dire più volte dalle regioni interessate, ma anche dal Ministero, la filiera viticolo-saccarifera è una filiera strategica per l'Italia, e di questo sono molto molto orgoglioso di questo pensiero. È giusto che anche le università, i centri di ricerca, il CREA, piuttosto che altri, abbiano iniziato un percorso di ricerca sulla bietola, dalla genetica, seme, fino ad arrivare anche alla chimica industriale, perché noi abbiamo delle fabbriche che sono performanti, sono assolutamente a livello di quelle europee, però siamo nel 2025, la storia, l'ingegneria che c'è dietro a queste fabbriche è un'ingegneria di 50 anni fa. Oggi con le evoluzioni tecnologiche, secondo me, ci sono le possibilità di fare tanto, bisogna entrare in quei percorsi e coinvolgere quanti più ricercatori, ingegneri possibili per poter investire e per poter investire a livello di ricerca. E diventa fondamentale, perché la strada è proprio quello, avere un impiantino magari che semi-lavora le bietole, a quel punto la cristallizzazione, l'estrazione dello zucchero avviene nelle fabbriche, però potrebbe sicuramente impattare meno sul trasporto. Oggi stiamo studiando, nell'attesa di poter arrivare ad una soluzione del genere, stiamo studiando con l'interporto di Jesi la possibilità di trasferire le bietole su rotaie, che sarebbe già un passo importante, sarebbe già un passo anche nell'ottica della sostenibilità e dei bassi costi. Purtroppo quello che abbiamo visto l'anno scorso è un limite temporale tra tutte le operazioni di carico e l'operazione di scarico. Il prodotto rimane deperibile, quindi i tempi sono troppo lunghi. Stiamo lavorando per capire se quest'anno già ci potessero essere le condizioni per poter fare delle prove, che sarebbe fondamentale, sarebbe di buon auspicio per il futuro. Bene, Presidente, io intanto la ringrazio. Ma quando ci diamo appuntamento per la riapertura di Ponte Longo? Noi quando siamo a novembre-dicembre noi dobbiamo già avere le idee chiare, avere già le superfici, quindi nella nostra idea come cooperativa, già a luglio-agosto iniziare a proporre qualcosa di nuovo alle aziende agricole, iniziare già a offrire la possibilità di fare bietole alle aziende agricole, perché la bietola produce tanto se viene programmata e viene preparato il terreno per la bietola nella maniera adeguata, e si fa durante il periodo estivo. Quindi una sana programmazione già in estate sono già le prime basi positive per fare la cultura. Quindi già da luglio-agosto dovremmo già iniziare a parlare con gli agricoltori per programmare la bietola del prossimo anno. Andare alla fine dell'anno noi dobbiamo avere le superfici per poter garantire l'attività nel 2027 dello zuccherificio di Ponte Longo. Questo è l'impegno che ci siamo presi, a cui vogliamo tendere e che vogliamo portare a casa, e quindi nei prossimi mesi avremo tanto da fare, anche, come diceva il Presidente Salvan, con le associazioni tutte e con le istituzioni, che ognuno per la sua competenza devono fare la loro parte per poter sostenere questa importante filiera italiana. Ci chiamano, insomma, quando arriva il primo camion carico di bietole? Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Presidente Maccaferri. Grazie a voi. E ci sentiremo presto, insomma, con buone notizie, si spera, per lo zucchero italiano. Insomma, qualcosa mi pare di aver capito. Allora, no, ricapitolando, perché adesso cambiamo argomento. Lo zucchero è importante che torniamo a rifarcelo in Italia, perché con quello che abbiamo visto prima col Covid, adesso con la guerra, un minimo ci vuole. Per due motivi: primo, perché ci serve; secondo, perché noi possiamo garantire una filiera, lo sto facendo per i nostri telespettatori, se possiamo garantire una filiera di qualità e anche di salubrità, giusto? Esatto, perfetto. E l'altra cosa, dobbiamo cercare di lavorare in innovazione, perché se ormai abbiamo solo 2 zuccherifici possiamo pensare a fare dei semilavorati a metà strada con abbattimento di costi, visto che i pesi dopo diventano più leggeri, giusto? Esatto. Ultima cosa per i consumatori: costa di più il nostro zucchero, però ci garantisce che cosa?
una qualità e una salubrità del prodotto e soprattutto una ricaduta economica che rimane sul territorio e non va a finire nelle tasche di qualcun altro. Coldiretti poi cercherà di fare in modo che dietro venga scritto tutta la filiera, prodotto in Italia, realizzato Per noi la in trasparenza e la tracciabilità è un mantra da almeno 25 anni a questa parte, quindi su questo nessun problema a impegnarmi. Davide Zocchetto, la scuola qui è importante perché abbiamo sentito la nuova frontiera sono i nuovi zuccherifici. Assolutamente, la scuola rientra in quel settore che produce giovani, che produce ragazzi che devono andare all'università ad imparare le cose che ha detto anche prima il presidente del Copobio, cioè università, ricerca, mondo della chimica e agronomia, ma produce anche neolavoratori in un settore che deve essere riportato in luce perché è una tradizione. Ecco, diciamo così, dei giovani che voi sfornate ogni anno, quanti vanno verso l'università e quanti invece vanno verso l'impresa, magari al primo insediamento? Ne abbiamo secondo me un 10-15% che riescono a affrontare l'università, che sia il ramo agraria, ambiente, biologia, che sia qualsiasi cosa diversa, da giurisprudenza a storia. E l'altra gran parte dei ragazzi rimangono un po' nel settore agricolo, chi ha l'azienda a casa, chi vuole fare qualcosa, chi passa col diretti e fa il primo insediamento. Abbiamo tantissimi ragazzi, penso che il 99% degli studenti diplomati nelle scuole agrarie siano impegnati in qualcosa già a 2 o 3 mesi dal diploma. Bene, allora adesso affrontiamo un altro argomento, lo affrontiamo con Tiziano Baldo che è un contoterzista. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, ai suoi ospiti e ai telespettatori. Allora, noi abbiamo convocato Tiziano Baldo perché lui ha fatto un bel incontro con l'assessore Bond e qui ci spostiamo dallo zucchero ai cereali. Che cosa vi siete detti e soprattutto perché vi siete incontrati? Beh, abbiamo avuto nell'assessore Bond la disponibilità di un incontro la scorsa settimana con 4 o 5 agricoltori del Venezia orientale. E in questo confronto c'è stata sicuramente la disponibilità ad ascoltare le nostre problematiche relative chiaramente all'incremento dei costi di produzione che stiamo subendo e che abbiamo subito in particolar modo negli ultimi 2 mesi, dall'aumento del costo del gasolio ma anche degli fertilizzanti in genere, che praticamente rendono veramente problematica la produzione dei grandi seminativi in genere. Abbiamo trovato in lui la massima disponibilità e la massima disponibilità anche a tracciare alcune opportunità che abbiamo individuato e che stiamo oggi valutando, chiaramente o nelle prossime settimane valuteremo meglio insieme alla Regione se sarà possibile portarle avanti e che se concretamente saranno realizzabili. Tiziano Baldo, ma com'è la situazione del cereale veneto e in particolare ad esempio del mais? Perché so che poi c'è stato anche un incontro a Cavarzere proprio per fare un po' il punto della situazione della produzione e mi pare di capire, ma dopo lo sentiremo dalla voce del Presidente Salvan, che non è che si navighi in buone acque economicamente parlando per chi vuole coltivare mais. Beh, sicuramente l'esito dell'incontro lo spiegherà meglio il Presidente Salvan. Per quanto riguarda la situazione del mais, posso soltanto dirle che oggi come oggi è diventata una coltivazione veramente problematica per l'aumento dei costi di produzione che abbiamo avuto. Oggi come oggi l'unica boccata d'ossigeno riguarda le filiere, anche nel mais, ma ne ricordo in particolar modo la filiera del mais bianco, la filiera dell'alimentare oppure del Woxi per quanto riguarda il mais da amido. Però purtroppo il problema delle filiere è che oggi nelle tasche dei produttori arrivano soltanto le briciole di quelli che possono essere veramente gli incrementi del valore aggiunto che chiaramente questa cultura può avere. Presidente Salvan, anche qui abbiamo un altro guaio da affrontare. Come riuscire a salvare questo tipo di filiera? Come riuscire a fare in modo che chi coltiva mais, ma non solo, ma anche frumento eccetera, porti a casa qualcosa e non solo briciole come abbiamo sentito? Prima parto da una premessa, perché fare cereali, se qualche tempo fa poteva sembrare quasi banale come modalità di coltivazione, oggi stanno diventando quasi culture professionalizzate perché hanno un'esigenza di attenzione e una tempestività di intervento che non consente più margine di errore, a seguito anche del cambiamento climatico, a seguito del cambiamento della piovosità e dell'esigenza di proteggere le colture dall'inizio alla fine. A questo si associa poi un aspetto di carattere commerciale che ci trova ancora una volta, come nel caso dello zucchero, esposti alla concorrenza internazionale che ha modalità di coltivazione e costi di coltivazione completamente diversi dai nostri. Noi però abbiamo qualcosa che gli altri non hanno, perché abbiamo delle filiere
penso in primis a quella nostrana in casa nostra del grano padano, ma anche a tutte le altre che utilizzano il mais in chiave zootecnica, quindi per l'alimentazione degli animali, dal settore suinicolo a quello avicolo, che per il 30% è concentrato proprio in Veneto rispetto alla produzione nazionale, che potrebbero essere parte attiva in questo percorso proprio per dare un valore diverso a questo tipo di produzione. Oggi c'è bisogno di dare delle soluzioni diverse, intanto di tamponare l'annata in corso. Siamo partiti seminando il mais qualche settimana fa, praticamente già sotto con una produzione di carattere negativo, cioè eravamo consapevoli di seminare in perdita. Perché? Perché nel frattempo il gasolio è aumentato del doppio nel giro di qualche giorno, il costo della principale concimazione, che è l'urea, quindi il concime azotato, è raddoppiato anche quello nel giro di pochissimo tempo, e adesso che cominciamo ad utilizzarlo per effettuare le prime concimazioni proprio di questa coltura, stiamo tirando delle righe che purtroppo non sono di colore nero, ma sono di colore rosso. Non possiamo permetterci anche su questo fronte di far ricadere sul settore agricolo e sui produttori di cereali dinamiche che purtroppo noi non possiamo governare. L'Unione Europea proprio in questi giorni, in questa settimana, sta pensando ad un pacchetto di aiuti che riguarda sia il gasolio agricolo sia i concimi fertilizzanti, per fare in modo di colmare quel gap che si è creato di circa il 50% in più, scusate, quasi il raddoppio, quindi un costo importante sia per l'urea che per il gasolio, e di utilizzare degli aiuti cosiddetti di Stato o quantomeno il regime dei minimis per supportare l'agricoltore in questa fase. Ma oltre alla fase, chiamiamola emergenziale, bisogna creare delle fasi di programmazione. Se abbiamo appunto queste filiere a disposizione e se vogliamo dare una prospettiva di produttività oltre che di programmazione, e dico anche un'altra cosa, di qualità, perché anche fare mais oggi esige investimenti, esige costi, esige ormai quasi sicuramente l'irrigazione. Dobbiamo fare in modo che chi si impegna a produrre qualità venga anche adeguatamente remunerato. Ma il problema è sempre quello, no? Alla fine però io mi trovo che il mais che mi arriva dall'estero mi costa molto meno, e poi io alla fine, come dire, devo far quadrare i conti, e di conseguenza nel resto della filiera chi produce qui è penalizzato, magari anche con un po' di sconto, chiamiamolo così, per quanto riguarda il conto economico. Come riusciamo a venire a capo? Se no lavoriamo sempre verso il basso invece di riuscire ad alzarci. Che quello che dicevo prima, proprio la programmazione di filiera, vuol dire che se io ho un fabbisogno nazionale di questo tipo di prodotto, il cereale in questo caso, vale per il mais, ma vale anche per il grano tenero, vale per il grano duro, che purtroppo anche questo sta conoscendo in queste settimane quotazioni quasi addirittura più basse dell'anno scorso, quando i costi quindi di non produzione... più pasta, insomma. Prego? Non mangiamo più pasta. No, mangiamo la pasta, mangiamo sicuramente quella fatta con il grano italiano, ma facciamo capire al consumatore che se la pasta costa di più non è sicuramente per colpa nostra, ma perché ci sono altre dinamiche negli anelli successivi della filiera. E quindi dobbiamo fare in modo che insieme agli altri anelli della filiera, dal primo magazzino in cui arriva il nostro prodotto, passando poi per il mulino e per il pastificio o per l'utilizzatore zootecnico o per chi fa biscotti banalmente e che compriamo ogni giorno dal supermercato, non venga come dire, strozzato continuamente l'agricoltore, ma capiscono che va preservata appunto quella potenzialità produttiva che oggi purtroppo stiamo sempre più perdendo. Le importazioni invece stanno aumentando sia di grano duro che di grano tenero. Anche nell'ultima annata il grano duro ha superato i 3 milioni di tonnellate, il grano tenero di 6 milioni di tonnellate, quindi c'è una domanda, c'è un fabbisogno che va colmato. Dobbiamo essere chiari se vogliamo farlo con il prodotto nazionale o se vogliamo invece accontentarci di un prodotto estero, magari trattato con principi attivi, come dicevamo prima con la barbabietola, e fatto con metodi di coltivazione ben diversi dai nostri, e che purtroppo invece che essere un prodotto nazionale genuino sia un prodotto fatto in altre modalità. Tiziano Baldo, ma il problema è solamente per il mais o in genere proprio anche per gli altri cereali? Perché ricordo che avevamo avuto, come dire, un guizzo positivo per quanto riguarda la pasta quando la gente ha cominciato a voler vedere dietro pasta con grano 100% italiano. Sicuramente il problema non è soltanto quello del mais, ma è quello dei cereali e dei grandi seminativi in genere, purtroppo. È chiaro che il problema non è facilmente risolvibile, e sicuramente il problema del Made in Italy, del valorizzare chiaramente il nostro prodotto, è la strada principale maestra che ci può dare quel valore aggiunto anche nel nostro settore.
Tuttavia però dobbiamo ricordare che le problematiche nel mondo della grande distribuzione sono tante e di conseguenza quando ci vediamo in uno scaffale al supermercato il prodotto 100% italiano ma a fianco quello concorrenziale prodotto con non si sa quali tecniche agronomiche, con quali mezzi agronomici, chiaramente ma di un valore nettamente inferiore, le disponibilità anche del consumatore sono ridotte e quindi la scelta va per forza a ricadere su di quelle, sul prodotto che chiaramente ha un valore più basso. Quindi anche nel nostro settore tutto questo si ripercuote in maniera esponenziale tuttavia. Ma allora l'unica soluzione, come abbiamo scritto nel titolo, una denominazione di origine anche per i cereali, è l'unica soluzione per poter garantire una produzione nostra che sia comunque, diciamo così, che si difenda comunque rispetto alle importazioni a prezzi più bassi, mi pare di capire, Val. Sicuramente è una delle strade che si sta valutando e che deve essere per forza intrapresa. Purtroppo non abbiamo altre alternative. Grazie a Tiziano Baldo, lo salutiamo perché rimaniamo a parlare di cereali, però, anzi cereali, rimaniamo a parlare di commodities, visto che funziona molto questo termine, e andiamo invece nel Polesine, andiamo nella sua zona, andiamo a trovare Giorgio Uccellatori. Buonasera Giorgio. Buonasera. Allora, con lei parliamo di riso, lei è un volto noto di agricoltura, siamo venuti diverse volte nelle sue zone. Intanto come sta andando l'annata del riso questo 2026? Allora, la commercializzazione del 2026 che riguarda prevalentemente, anzi i raccolti dell'anno scorso, abbiamo una tendenza al ribasso abbastanza pesante dei prezzi, segue un po' quello che è l'andamento degli altri cereali e per delle produzioni che sono state buone e per anche c'è per dire anche la Turchia, che è un grosso consumatore di riso europeo e principalmente italiano, che sta un po' rallentando. Tutto questo crea un ribasso dei prezzi del riso. C'è anche, penso, una contrazione dei consumi, perché il riso è comunque un prodotto che costa molto più della pasta e in tempi di prudenza nello spendere è uno dei primi che sconta la riduzione. Le produzioni sono state buone e quindi tutto sommato anche con i prezzi così bassi la coltura ancora si salva. Certamente a fronte di un'annata con produzioni buone, dopo la commercializzazione ci ha un po' rattristato, diciamo, su quello che poteva essere il reddito che derivava dalle risaie. Comunque stiamo procedendo alle semine dell'annata nuova e siamo sempre fiduciosi, insomma, ecco. C'è un po' l'Europa che non ci sta aiutando, che sta togliendo dazi all'importazione di riso estero e questa è un'altra delle problematiche che sta venendo avanti, che va ad influire sul mercato, come dicevo, che è già in ribasso. Appunto ecco. Per questo, no? Infatti noi l'abbiamo chiamata perché c'è anche questa notizia sostanzialmente che c'è l'azzeramento dei dazi verso i paesi, chiamiamoli così, per aiutarli in via di sviluppo in alcune zone, che però stanno penalizzando e non poco la produzione del riso veneto e anche italiano, tenendo conto che l'Italia tra gli 8 produttori è quella che da sola fa il 50% del riso europeo, mi pare di capire, almeno i dati davano così. Sì, l'Italia è il maggior produttore europeo di riso, soprattutto il riso che produciamo in Italia è un riso d'élite. Prima parlavo di riso che va in Turchia ci va il baldo, cioè i turchi vogliono il nostro baldo perché ha una qualità che per loro è ambita. Ci sono anche i turchi, per dire, tutto il mondo arabo che c'è anche in Germania. Parlavo con una riseria che sta esportando molto in Germania e usa il baldo, però vuole quello italiano. Certamente quando entrano risi dall'estero, anche non di qualità, si tirano a ribasso tutto il resto della produzione e va ad appesantire su tutto il mercato. Difatti le proposte di salvaguardia vengono continuamente disattese anche dall'Europa e apre ai mercati, quindi questo non ci fa bene, insomma. Periodi poi in cui tutti i seminativi sono in crisi, andiamo a danneggiare una delle poche colture che ancora sta tirando, insomma. Ecco, ma allora secondo lei quale potrebbe essere una soluzione? Poi la chiediamo anche al Presidente Salvani.
La soluzione è quella ovviamente di mantenere una protezione di dazi per l'importazione di risi, soprattutto parliamo di risi di scarsa qualità e come sempre prodotti in paesi in cui le norme sono quelle che sono, i prodotti che usano sono quelli che sono e arrivano qua a prezzi bassissimi. Quindi va a deprimere sia il tipo di riso che anche, cioè, un'azienda che ha delle norme europee con delle normative sempre più stringenti, e per carità è giusto perché la salute e la salubrità dei prodotti ci sta. Dopo andiamo in concorrenza con prodotti che vengono fatti con normative assolutamente diverse e non possiamo, cioè, facciamo fatica a tenere il passo di una differenza così normativa. E quindi abbiamo le stesse norme o bisogna che ci sia una protezione. Ecco, ma giusto per dire qualcosa ai nostri telespettatori, trattamenti per quanto riguarda il riso vuol dire proprio lavorare con l'acqua e con un certo tipo di presenza chimica. Voi siete molto, come dire, avete normative estremamente ristrette, questo vale anche per il resto del mondo? No, purtroppo no. Ci sono paesi, adesso noi subiamo principalmente concorrenza ai paesi asiatici in cui sappiamo benissimo le condizioni di lavoro degli operatori sono pessime, cioè non sono neanche paragonabili a quelle nostre, penso di 50 anni fa e anche. Il tipo di prodotto non hanno praticamente vincoli e se guardiamo addirittura c'è anche qualche tipo di, adesso non mi chieda il nome del prodotto, ma ci sono prodotti ammessi all'estero che per varie norme commerciali possono entrare in Italia, quindi per assurdo possiamo avere un riso che ha un residuo che se arriva dall'estero è legale, se è stato prodotto in Italia no. Quindi questi sono quei cavilli che dopo ci mettono in concorrenza sleale, diciamo, con altri paesi. Ecco, la saluto perché abbiamo già consumato abbastanza tempo. L'ultima domanda, da produttore nella zona del Delta, preoccupato per il cuneo salino, preoccupato per la mancanza d'acqua, visto che c'è una certa siccità nel nostro territorio, poi ne parleremo anche con i consorzi di bonifica. Siamo sempre moltissimo preoccupati perché il fenomeno della risalita del cuneo salino negli anni c'è un ritorno sempre più breve fra un evento e l'altro, per cui anche noi mettiamo giù il riso sempre tenendo conto che potrebbe succedere che non lo andiamo a raccogliere, il che ci obbliga a ridurre la superficie nel caso in cui succeda una calamità, l'azienda deve poter sopportare la perdita del riso. Questo vuol dire ridurre e quindi ci crea anche dei problemi dal punto di vista rotazionale, che dobbiamo fare delle scelte non agronomiche ma di opportunità per affrontare rischi che non si sa mai quali possono essere. Certo che è un problema che bisognerà risolverlo, questo qua della risalita. Vedo dalla regia del nostro Francesco Ceron che ci ha raggiunto anche Alex Vantini, presidente di Ambi Veneto. Vediamo se riusciamo ad averlo in collegamento. Buonasera Presidente, ci sente? Dovrebbe, mi pare, attivare il microfono perché noi non la sentiamo. Forse bisogna che attivi il microfono. Facciamo un lancio, poi lanciamo la pubblicità e ripartiamo da lei. Adesso la sentiamo. Ok, perfetto. Allora, può tranquillizzare un po' il nostro Giorgio Cellatori sul tema del cuneo salino? Dal vostro punto di vista come siamo messi ad acqua per la prossima stagione, soprattutto nella zona del Delta dove ci sono le risaie? Beh, difficile tranquillizzarle perché di fatto oggi siamo in una situazione di marcato deficit per quanto riguarda il quadro idrogeologico della regione. Anche le piogge di questi giorni, la perturbazione che c'è, difficilmente le piogge supereranno i 25 mm e quindi di certo non andiamo a coprire quello che è il deficit. La risalita del cuneo salino sappiamo che è legata alla portata dei fiumi, è una minaccia diretta, come si diceva, per quanto riguarda l'agricoltura. Anche l'Adige oggi sta soffrendo, la soglia critica è di 80 metri cubi al secondo, quando scende sotto questa soglia Boara Puisani sappiamo che le barriere di rosolina di fatto diventano inadeguate.
al di là di quello che ha imposto la Regione, quindi una riduzione di quelli che sono il 20% dei prelievi totali su quelli che sono appunto i consorzi di bonifica sull'asta del fiume, diciamo che comunque abbiamo assistito a una riduzione portata intorno ai 60-70 metri cubi, causando appunto quella che è la risalita del cuneo salino. Dato di ieri sera, l'Adige registrava 76 metri cubi al secondo e quindi anche ieri sera diciamo che il mare risaliva dalla sua foce. Purtroppo noi ci troviamo in questa situazione, anche se è vero che abbiamo tutti la percezione che durante l'inverno ci siano state piogge così come anche caduta di neve. In realtà oggi abbiamo all'interno di quello che è l'anno cosiddetto idrogeologico un meno 23% sulla media del periodo, quindi siamo intorno ai 100 mm di pioggia mancante. Purtroppo stiamo già vivendo gli effetti della siccità, quindi dobbiamo solo sperare che in questa stagione agronomica ci siano ogni tanto qualche pioggia che dia ristoro alle aziende agricole. Allora, Presidente Vantini, se rimane con noi, adesso lanciamo un po' di pubblicità. Volevo salutare invece Giorgio Uccellatori. Purtroppo non ho potuto dare buone notizie a lei come coltivatore di riso. Presidente Salvan, questo è il tema dell'acqua, un altro tema molto importante. Lo riprendiamo subito dopo la pubblicità, perché devo dare la pubblicità, altrimenti non ne veniamo fuori. Ci sentiamo tra qualche minuto. Agricoltura di sera di questo 6 maggio 2026, a questo punto vogliamo continuare a parlare di acqua. Con me in studio abbiamo il Presidente Carlo Salvan, Presidente Coldiretti Veneto, d'altra parte invece abbiamo la scuola rappresentata da Davide Tocchetto, che è docente dell'Istituto Sartor di Castelfranco, e alle mie spalle, lo vedete, Alex Vantini, Presidente di Ambi Veneto. Presidente, ci stiamo chiedendo qui in studio da dove ci sta parlando dietro, ci sono tutta una serie di strumentazioni, sicuramente non è il suo ufficio. In questo momento a Navarolo, in una struttura del consorzio di bonifica, una grande idrovora, per un evento, e quindi mi sono un attimo spostato per il collegamento. Ecco, appunto, visto che si parla di un'idrovora, ma quanta energia mangia un'idrovora e soprattutto quanto costa ai consorzi di bonifica adesso, con l'aumento delle risorse energetiche, riuscire a tenere all'asciutto le aree proprio con le idrovore? Quanto costa oggi faccio fatica a dirlo, posso darle il dato di quello che costa mediamente al sistema della bonifica veneta mantenere all'asciutto i territori, ma ovviamente anche fornire servizi di irrigazione. Siamo nell'ordine di circa 30 milioni di euro all'anno, e quindi voi capite che anche leggeri scostamenti, leggere variazioni di quello che è il prezzo dell'energia possono incidere in maniera molto negativa su quello che sono appunto i bilanci dei consorzi e di conseguenza quello che è il costo e del servizio e del beneficio ai consorziati. Quella che è l'attività nostra appunto di irrigazione, però ricordo sempre, non va solo a beneficio delle aziende agricole, a fornire un servizio alle aziende agricole, ma va a fornire un servizio al territorio tutto, gli insediamenti anche di carattere sociale, così come l'ambiente. Quello che è l'ambiente del Veneto, così bello, rigoglioso e verde, grazie all'attività che tutti i giorni svolgono i consorzi di bonifica e grazie anche a quota parte di quell'energia che viene utilizzata proprio per tenere l'asciutto in sicurezza e garantire appunto un servizio alle imprese agricole. Ecco, questo blocco con lei noi l'abbiamo intitolato Siccità, Cuneo Salino e Subsidenza. Siccità e cuneo salino ne abbiamo parlato già prima con Giorgio Uccellatori. La subsidenza, voi avete come dire, convocato il Presidente della Regione, avete convocato la politica per fare un po' il punto della situazione sulla subsidenza. Ricordiamo, subsidenza vuol dire che il terreno scende, perché per molto tempo, soprattutto nelle zone del Polesine, si è estratto il metano. Adesso c'è qualcuno che vorrebbe tornare ad estrarre metano perché come dire, c'è un bisogno di energia, considerando quello che succede in giro per il mondo, però questo naturalmente metterebbe ulteriormente in crisi questo nostro territorio. E in questo incontro cosa è emerso alla fine?
È un incontro in cui ci siamo rivolti alle istituzioni e alla politica, perché è chiaro che, come si diceva, quello dell'abbassamento del suolo, la cosiddetta subsidenza, rimane una ferita aperta nel Polesine, in quello che è tutto il delta del Po. Durante il convegno che abbiamo svolto a Taglio di Po, era il 30 aprile, è stata ribadita appunto la nostra posizione rispetto al fatto che oggi non è più pensabile andare a riavviare quelle che sono le estrazioni di gas metano nell'Alto Adriatico, che hanno causato appunto questo fenomeno nel tempo. Poi in studio c'è Carlo Salvan, che viene da quel territorio, quindi sicuramente lo vive anche sulla propria pelle. Abbiamo ribadito una necessità, quella del no alle trivellazioni, ma fondamentale è ripristinare quelli che sono i fondi della legge speciale, che sono stati interrotti appunto nel 2024. Sappiamo tutti che l'anno prossimo andiamo a votare, e quindi era il momento giusto per parlarne con la politica. Più o meno dal 2018 al 2024 sono stati investiti circa 1 milione di euro all'anno in quel territorio, che sono serviti appunto per fare opere per cercare di contrastare quelli che sono i fenomeni e le conseguenze della subsidenza. Purtroppo sta continuando, indipendentemente dalle trivellazioni. Chiediamo semplicemente che non vengano fatti gli errori che sono stati fatti dal passato, e non da chi il territorio, come i consorzi di bonifica, lo gestiscono ogni giorno. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro le immagini dell'idrovora di Cavendramin, dove voi vi siete riuniti proprio per incontrando la politica. Ma poi alla fine la politica cosa vi ha risposto? Torneranno i fondi della legge speciale? Cosa succederà? Oppure, come dire, allora, è ci vediamo dopo le elezioni? C'è stato un impegno in primis del Presidente della Regione Stefani, che ha condiviso il fatto che il Polesine vada difeso a 360 gradi, perché è un territorio unico nel suo genere, riconosciuto in tutto il mondo. L'altra partecipazione politica di carattere nazionale ovviamente ha preso l'impegno. Noi dovremmo far sentire ancora di più la nostra voce, tant'è che è stato uno degli incontri che faremo appunto sulla subsidenza, perché non coinvolge solo il territorio del Polesine, ma coinvolge anche il territorio, per esempio, del Ravennate, quindi della costa emiliana e romagnola, e di conseguenza cercheremo ancora di più di alzare la voce, perché al di là della presa di impegno noi ribadiamo, cioè ci vuole una presa di posizione che sia categorica, e quindi un no categorico, sapendo benissimo e conoscendo quelli che sono i problemi di carattere energetico che oggi ha il nostro Paese. Di certo però, anche se estraiamo ogni singola molecola del metano che possiamo avere sotto l'Alto Adriatico, intanto non risolviamo i problemi appunto dei fini energetici del Paese, ma dall'altro creiamo milioni e milioni di euro di danni sul quale saranno le nuove generazioni, le future generazioni a doverne confrontarsi. Quindi di conseguenza diciamo no, perché i danni che verranno provocati sono molto di più di quello che è il valore dell'energia che si riuscirebbe ad estrarre. Le faccio un'ultima domanda, perché so che poi dovete entrare in riunione, ma senta una cosa, leggevo qualche giorno fa su un articolo. Noi come dire, facciamo la battaglia per tenere chiuse i nostri pozzi metaniferi, poi in Croazia invece c'è qualcuno che come dire, ci sta succhiando il metano dall'altra parte. Vero, falso? E in questo caso ne avete discusso, e cosa si può fare? No, è assolutamente vero, infatti il tema deve, come dire, il tavolo di discussione si deve ampliare non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, perché il Mediterraneo è uno, non è diviso, l'acqua sappiamo, come si dice, fa livello, e quindi di conseguenza che se vengono vietate in Italia non possono continuare in Croazia, quindi di conseguenza quello che si richiede è appunto che l'argomento venga trattato a livello superiore e anche a livello europeo, ma intanto partiamo a livello nazionale cercando appunto che la politica si allinei rispetto a quello che è il nostro posizionamento. Grazie Presidente Vantini, la lasciamo al suo incontro e passiamo la palla al Presidente Salvan. A questo punto cosa possiamo fare per, come dire, evitare di andare ulteriormente sotto acqua? Perché stando ai conti, se per qualche motivo blocchiamo le idrovore, il mare ci arriva fino a Padova, sapevo dei vecchi conti, compresa casa sua, voglio dire. Oggi paghiamo già un conto energetico piuttosto salato, perché Alex Vantini faceva presente di 30 milioni di euro regionale, ma a livello di provincia di Rovigo sono solo lì 6 milioni di euro per tenere in ordine il territorio in asciutta. Ma su questo vanno fatti dei ragionamenti, come si diceva prima, di più ampio respiro.
innanzitutto capire se queste estrazioni sono sicure, perché ovviamente c'è anche chi ha ben più conoscenza del sottoscritto e ritiene che siano pericolose come lo erano state quelle degli anni 50 e 60. E poi c'è tutto l'aspetto di mantenimento del territorio che, per combattere il cuneo salino, per combattere le stagioni siccitose, per consentire all'agricoltura e a tutti coloro che vivono sul territorio di poter avere acqua a disposizione, perché ha detto bene prima il Presidente Vantini, se il Veneto è bello come lo conosciamo non è soltanto perché lo è in quanto tale, ma perché ogni giorno c'è un sistema che distribuisce l'acqua sul territorio, che crea servizi ecosistemici, crea tutto quel verde tra virgolette che si vede e che diventa anche attrazione turistica, senza il quale verrebbe meno. Allora su questo per combattere anche mancanza di piovosità o piovosità che si concentra soltanto in alcuni periodi dell'anno, sono essenzialmente 3 i filoni da seguire. Il primo, lo diciamo ormai da quasi 10 anni, l'esigenza di creare questi bacini di raccolta piccoli, medi, grandi che siano su tutto il territorio. Il secondo è quello di dare ai fiumi principali, vale per l'Adige, vale per il Po, ma vale anche per gli altri fiumi del Veneto, la possibilità di creare infrastrutture che combattano il cuneo salino. La vedevamo prima nella ripresa, la barriera di Rosolina è stata pensata negli anni 80, quando i regimi di acqua erano completamente diversi. Lo stesso vale per quello del Po di Pila in comune di Porto Tolle. E quindi su questo vanno fatti oggi purtroppo investimenti nell'ordine di centinaia di milioni per adeguare queste strutture. La vediamo poi tra l'altro, la vediamo proprio dietro le sue spalle. Esattamente. E poi c'è un aspetto che è ancora più impegnativo, che è quello della regia di quest'acqua, perché l'acqua dell'Adige e del Po, una parte dal Trentino, l'altra parte dal lato opposto praticamente del nord Italia, se non c'è una regia di carattere generale che consenta all'acqua di poter essere messa a disposizione di tutti, rischiamo di trovarci come nel 2022, che c'era chi era a monte che la poteva prelevare e noi che eravamo a valle invece che dovevamo accontentare di quella che ci lasciavano. Ecco, su questo la politica deve assolutamente tenerne conto, perché l'acqua è un bene prezioso per tutti, per gli abitanti, per l'uso agricolo, per l'uso industriale e tutto quello che ne consegue, e non possiamo permetterci di sprecarne nemmeno una goccia ormai in questa fase, anche in quel Veneto che anni fa aveva il problema magari di doverla allontanare perché era in eccesso. Oggi dobbiamo assolutamente invece gestirla con impegno e programmazione e soprattutto risorse economiche. Una volta le aziende agricole, i contadini, avevano a Busa, come diciamo i maceri, poi dipende dalle zone, no? Esatto. dove c'era comunque l'acqua, perché non si sa mai, un po' d'acqua bisogna sempre tenerla. Poi queste cose sono sparite. Adesso ci sono finanziamenti che lei sappia, cioè, oppure ci sono prospettive per incentivare gli agricoltori a crearsi dei mini bacini di laminazione? Vengono ogni tanto escono dei bandi di finanziamento utilizzando risorse europee per consentire la realizzazione di questi microbacini anche a livello aziendale, così come escono dei bandi per creare invece delle infrastrutture irrigue, sia per strumentazioni tecnologiche sia per infrastrutture di più ampio respiro, per ridurre tra virgolette l'uso dell'acqua ed efficientarla per irrigare la coltivazione. Oggi però sono comunque risorse e investimenti piuttosto corposi, che anche il beneficio del contributo pubblico a volte rende non appetibile, perché è ancora più impegnativo per l'agricoltura, soprattutto se è quell'agricoltura che vedevamo prima, che ha dei margini e delle redditività economiche purtroppo ridotte all'osso. Preoccupato per quei numeri che ci ha dato prima il Presidente Vantini sulla mancanza d'acqua? Purtroppo da alcuni anni questa parte che dobbiamo in qualche modo conviverci è una preoccupazione che deve diventare stimolo, cioè dobbiamo tramutarla in stimolo positivo per sollecitare ancora di più le istituzioni, quelle locali, quelle regionali e a salire nazionali ed europee, perché non c'è più tempo da perdere, perché il cambiamento climatico è già arrivato e noi non possiamo permetterci di perdere non solo la redditività, ma la capacità produttiva, che poi si traduce anche in valore economico di filiera. Davide Tocchetto, voi come la raccontate l'acqua a scuola? Noi veniamo dall'alta pianura trevigiana, quindi una zona in cui l'acqua è stata portata dal Consorzio di Bonifica Brentella, ora Piave, quindi se non c'è acqua nel Piave, se non c'è acqua nel Brentella, non c'è neanche acqua per i campi, quindi è siccità. Siccità a monte per noi vuol dire siccità nei campi. Però quindi... voi proprio all'Istituto Sartor con l'acqua ci lavorate, ci state lavorando anche bene, perché addirittura fate le colture idroponiche. Sì, abbiamo non solo idroponiche, ho scoperto. Abbiamo grandissimo, grazie della nota, abbiamo un progetto di acquaponica che è partito allora, anche spieghiamo ai telespettatori, perché acquaponica mia zia pensa che sia un giocattolo. L'acquaponica per noi è una parte di idroponica, quindi coltiviamo insalata, pomodori, spinaci, sedano di altissima qualità
in acqua, con In acqua, pannelli cioè vuol dire, non c'è la galleggianti. terra? Non c'è la terra, sono pannelli galleggianti di altissima qualità, assieme all'allevamento dei pesci, quindi produciamo Cioè? pesci, carpe koi da scopo ornamentale. Ma quindi noi la carpa cosa c'entra con La carpa produce, con l'orto in acqua? perché la carpa vive e diamo a mangiare, produce dei reflui, che sono i suoi escrementi, e li fa direttamente in acqua, quindi l'ambiente acqua viene spostato con delle pompe a basso consumo nell'ambiente di crescita delle piante, quindi delle insalate, del sedano, degli spinaci. Le piante fanno fitodepurazione, assorbono gli elementi nutritivi, che sarebbero uno scarto, producono acqua pulita, che torna in circolo all'inizio dell'impianto. Cioè praticamente il concime lo producono le carpe, Bravissimo. che vanno ad alimentare l'insalata, Esatto. l'insalata depura pulisce, l'acqua che bravissimo, torna alle e torna in carpe. circolo, con un risparmio del 98% dell'acqua, anche 95% nei periodi un po' più caldi. Quindi noi abbiamo un riciclo del 95-98% dell'acqua senza alcuno spreco, producendo insalata di altissima qualità. Ma quindi noi ci facciamo un acquario, che probabilmente è anche l'orto in caso Sì. volendo? Ci sono delle start-up californiane che hanno prodotto dei mini impianti di acquaponica da destinare al davanzale di casa o al piano della cucina. Quando parleremo di innovazione in agricoltura poi la riprendiamo questa cosa. Presidente Salvan, però è bello sentire che la scuola è già avanti su queste cose qua. È fondamentale che la scuola sia in grado di trasmettere queste conoscenze e queste informazioni, perché se l'agricoltura vuole avere una prospettiva è proprio nella chiave dell'innovazione, che oggi già le aziende agricole stanno facendo, come dicevo prima, per concentrare ed efficientare l'uso dell'acqua, e poi se si abbinano dei sistemi sicuramente avanzati di abbinamento, anche di allevamento in questo caso, perché è una carpa ornamentale ma può diventare magari invece un animale da consumo, un pesce da consumo, quindi a maggior ragione insomma la sostenibilità diventa un valore aggiunto anche in chiave economica. Se va avanti così ce la portiamo anche sulla Luna, perché l'idea potrebbe essere anche quella, la portiamo sulla Luna, facciamo questa cosa qua. Incredibile, eh? Guardare al passato e vediamo già. È fondamentale. Poi ci siete dentro anche voi, ho scoperto siamo partner del progetto. Insomma, quindi vuol dire andare avanti spronando proprio questa innovazione. Però un'altra cosa importante è che abbiamo scoperto che non sempre però gli agricoltori sono capaci di fare i conti, ed è per quello che allora convochiamo, abbiamo in collegamento il nostro Filippo Codato, che è il direttore del Condifesa. Buonasera Filippo. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo sentito l'innovazione, abbiamo l'orto in acqua che poi diventa anche acquario e di conseguenza nuovamente orto con le carpe koi. Abbiamo visto poi la produzione del cereale e quant'altro, però voi avete prodotto come Condifesa un libretto, perché vi siete resi conto che soprattutto in viticoltura non sempre gli agricoltori riescono a far tornare i conti, sono troppo presi a produrre per mettersi a fare i conti, o sbaglio? Sì, è così. Non è che gli agricoltori non sanno fare i conti, gli agricoltori sanno fare molto bene i conti, ma c'era bisogno di un supporto tecnico, diciamo, ecco, di uno strumento che agevolasse questa attività di monitoraggio anche dei conti, dei costi, perché ci sono diverse tipologie di imprese agricole con manodopera familiare, senza manodopera familiare, con l'utilizzo massivo del terzismo. Ci sono poi tutte le componenti legate all'investimento dell'avvio di nuove produzioni. Se parliamo dell'impianto di un vigneto, dobbiamo tener conto di un costo che deve essere ammortizzato in maniera significativa in più anni, insomma, ecco. Quindi abbiamo voluto mettere in evidenza, non è la prima edizione, questa è diciamo ormai una consuetudine da qualche anno, ogni 2 anni, diciamo biennalmente, il consorzio produce questa pubblicazione che aiuta i professionisti e gli agricoltori a diciamo far tornare i conti, a valutare bene che investimenti fare, cosa no, se diciamo puntare al biologico o meno, la sostenibilità di alcune scelte agronomiche, insomma, ecco. Quindi è uno strumento in più, non è sostituirci a fare di conto dell'agricoltore, ma dare un'arma in più per fare agricoltura sostenibile anche economicamente. Ma agricoltore o viticoltore, visto che l'avete presentato al Vinitaly? Ma allora noi nasciamo come consorzio prettamente viticolo, oltre il 90% dei valori assicurati tramite il nostro consorzio, dai nostri soci
è legato alla viticoltura e per oltre la metà al prosecco proprio. Quindi diciamo che se guardiamo la pubblicazione, buona parte delle pagine sono dedicate alle diverse forme di allevamento, viticole, pianura, collina, sistemi di conduzione diversa, meccanizzazione sì, meccanizzazione no, però poi alla fine c'è una parte dedicata anche ai seminativi, dove analizziamo come sempre anche i grandi seminativi, quindi a partire dal frumento, la soia, il mais, dove l'attenzione è ancora più, diciamo, obbligatoria. Rimanga in collegamento, Presidente Salvà, ma gli agricoltori sono così presi a fare le cose che poi magari fanno difficoltà a fare i conti. Per esempio, ho scoperto che tantissimi non contano minimamente le ore che ci mettono nella propria azienda, perché lavorano 24 ore su 24, però alla fine nel bilancio sembra che non facciano mai nulla. Intanto saluto l'amico Filippo Codato, che li vedo con piacere. Questo è sicuramente un tema, soprattutto per quegli agricoltori non particolarmente strutturati, magari perché sono gli unici operatori di fatto esistenti in azienda, o che magari per cultura non sono stati in qualche modo, chiamiamoli, addestrati a fare questo tipo di operazione. Ma oggi è assolutamente necessario, sia per tenere a bada i conti, diciamo, e per capire la redditività dell'azienda e delle singole colture, e poi anche per capire quali possono essere margini di crescita, di miglioramento e quindi di investimento, e quindi ancora di accesso al credito, che oggi sta diventando uno dei discrimini più importanti per il successo dell'azienda, confrontandosi con un sistema creditizio bancario che alle volte fa fatica a capire quello che facciamo, non perché non sa quello che facciamo, ma perché il sistema economico agricolo è diverso da un sistema commerciale, artigianale, industriale. Non andiamo ad anno solare, ma andiamo a stagione. In pratica noi non chiudiamo i bilanci al 31/12, ma iniziamo magari 2 mesi prima, ma per far capire che oggi è fondamentale per noi avere quella consapevolezza tecnico-finanziaria e economica che poi ci consente di essere credibili e magari anche, come si dice, solvibili e interessanti per la banca, che magari ci dà una mano per poter crescere la nostra azienda, e che oggi dobbiamo in qualche modo, insomma, creare un linguaggio diverso, perché qualche difficoltà, ammetto, c'è con il sistema bancario e dobbiamo assolutamente superarla, perché rischia di diventare magari una strozzatura del sistema economico. Quindi, diciamo così, la libretta pensata alla Confindifesa serve, perché poi alla fine, se tu tieni bene i conti, quando poi vai dal direttore della banca e dici ecco, questa qui è la mia azienda, uno ci capisce e riesce a leggerle. Ci capisce, capito che è così. E poi dovrà anche essere bravo a dire al direttore della banca o al responsabile di filiale: guarda che la mia azienda non è un'azienda che lavora ogni mese, tutti i mesi, nello stesso identico modo. E che fa bulloni tutti i giorni per 8 ore. Ma che è condizionata purtroppo dalla stagionalità, oltre che dal meteo e da fattori di carattere commerciale, nazionale e internazionale, che non abbiamo sotto mano e non teniamo il controllo. Quindi deve esserci anche da parte della banca, dell'istituto di credito o comunque dell'operatore finanziario una sensibilità, un'attenzione che faccia capire bene, insomma, che non è un'attività normale e paragonabile ad altri settori. Insomma, questo libretto serve, interessante, e dovrebbero averlo quasi tutti, diciamo, insomma, gli agricoltori. Assolutamente sì. Poi come qualsiasi attività economica, che sia autonoma, professionale o dipendente, formazione, aggiornamento, crescita personale, come vale anche per la docenza, penso sia assolutamente necessario, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Ecco, appunto, negli istituti agrari fate un po' di economia o parlate solamente di piante, di sementi, di cose? Vorrebbero solo parlare di animali e cereali, ma si trovano 5 anni di matematica ed è materia di esame, e ci trovano 3 anni di economia. Io sono docente di economia agraria, quindi con me fanno economia, dall'economia politica fino ai conti culturali. Alla calcolatrice stiamo vedendo le immagini del drone, abbiamo un trattore 4.0 e un drone, quindi i ragazzi devono capire che 2 più 2 fa 4, ma bisogna usare i dati, saperli interpretare, saperli calcolare, saperli gestire. Quindi gli insegnate ad esempio anche a fare il calcolo ore drone, per capire? Ore drone assolutamente sì, ma dobbiamo fare anche il piano della macchina. Assolutamente sì, dobbiamo fare anche il piano di concimazione, quindi non si può sbagliare dal costo dell'urea, che costi 40 euro il quintale, che ne costi 120 come qualche anno fa. Loro devono sapere che la matematica è importantissima, l'economia è importantissima, e l'agricoltura non si fa, si fa per la passione del verde, degli animali e della natura, ma si fa perché è un'attività imprenditoriale a reddito, quindi non sto seduto sul trattore o a vendere riso perché mi piace stare all'aria aperta, ci sto perché è il mio lavoro ed è un'attività economica.
Mi sembra che sia un professore un po' severo. Lei cosa dice? È giusto, direi. Necessariamente giusto. Come sono i suoi studenti? Sono interessati oppure è una, come dire, è una materia difficile da fare? Sono degli studenti che entrano alle scuole superiori in questi anni, tra social, il mondo che cambia, globalizzazione, Mercosur eccetera, vengono alla scuola agraria perché mi piace stare all'aria aperta, tendenzialmente il nonno aveva gli animali, il vigneto, e devono crescere in 5 anni a un livello di imprenditorialità che non hanno, perché entrano dalle scuole medie e devono crescere capendo che l'agricoltura è un'attività economica. Quante insufficienze dà mediamente? Rispondo fuori. Però è importante raccontare anche questa cosa, cioè che c'è questa sensibilità, questo interesse delle scuole per far crescere i nostri imprenditori di domani anche da questo punto di vista. Però vi sono tenuto Filippo Codato perché un altro tema ce l'ho, diciamo così, in questi giorni. Direttore Codato, so che domani sera voi fate un incontro, se non ho capito male, a Conegliano con la popolazione, perché siamo nei tempi dei trattamenti fitosanitari per la viticoltura e cominciano ad arrivare le telefonate anche a noi di gente che dice mi stanno avvelenando. Come funziona? Come funziona? L'utilizzo dei fitofarmaci è ben regolato a livello europeo, nazionale, regionale e poi anche comunale con i regolamenti di polizia rurale. Noi come consorzio ormai da molti anni settimanalmente inviamo circa 10.000 bollettini fitosanitari che danno indicazione ai nostri associati sul quando, come e con giustificazioni tecniche ovviamente effettuare i trattamenti. Quindi per noi diciamo che l'utilizzo del prodotto fitosanitario, del mezzo tecnico è indispensabile, ad esempio per evitare che le nostre uve destinate alla produzione di vino si ammalino di peronospora oppure di oidi oppure di botryite in fase più prossima alla vendemmia. Quindi per noi diciamo anche spiegare alla cittadinanza che questi trattamenti non vengono fatti a caso e che l'agricoltore non si diverte ma li fa, diciamo, seguendo strettamente delle prescrizioni, delle indicazioni normative ma anche tecniche date di volta in volta vedendo l'andamento meteorologico, le fasi fenologiche, i rischi che si palesano, diciamo, in campo. Quindi ecco, per noi il nostro lavoro è quello di aiutare gli agricoltori a effettuare il trattamento solo e strettamente quando necessario, con i prodotti meno impattanti per l'ambiente, per il territorio, per la cultura e anche con un occhio al portafoglio ovviamente. Ecco, allora i nostri telespettatori che questa sera la stanno seguendo, cosa dà l'appuntamento domani sera, mi pare, al Conegliano per capirne di più sulla, come dire, l'attività degli agricoltori che non va a impattare sull'ambiente, anzi vediamo nelle immagini l'innovazione tecnologica nei trattamenti con recupero, che significa che tutto quello che viene irrorato nella vite rimane solo sulla vite e non finisce nell'aria, non finisce in giro e non viene neanche respirato. Sì, domani è un incontro che è stato voluto dall'amministrazione comunale del Coneglianese, quindi andiamo in quel territorio lì, ma gli incontri che facciamo sul territorio sono veramente tantissimi e provare a spiegare alla cittadinanza della forte tensione che c'è nell'impiego delle nuove tecnologie, nell'utilizzo delle macchine a recupero, dove siamo di gran lunga il primo territorio a livello nazionale di utilizzo di macchine che riducono al minimo la dispersione del prodotto, e così deve essere. Per noi è importante, insomma, quindi è una missione anche quella di andare a spiegare la forte tensione che c'è da parte dell'agricoltore di ridurre al minimo i disagi a terzi. E poi ricordiamolo, i prodotti che vengono utilizzati sono prodotti tutti autorizzati, perfettamente, diciamo, conosciuti dai ministeri competenti, e quindi non vengono distribuite sostanze a caso, ma vengono distribuite nelle dosi, nelle modalità e con i modi, ecco, solo sostanze perfettamente autorizzate. Ecco, poi tra l'altro adesso stiamo vedendo le immagini con il drone di Vita in Campo Eroica, che è organizzata come Condifesa. Però saluto Filippo Codato perché il tempo fugge, grazie per essere intervenuto e quindi diamo appuntamento a domani sera a Conegliano se volete sapere di più sui trattamenti e sull'impatto che hanno nei territori. Naturalmente se avete delle domande da fare gli esperti sono lì appositamente. Presidente Salvan, è sempre comunque, non dico una guerra, ma comunque una contrapposizione tra cittadinanza e soprattutto mondo agricolo vitivinicolo
perché si deve cercare comunque un dialogo, ed è la cosa più importante nelle comunità. Ma direi che è anche un tema di carattere sfidante, perché come noi ci rivolgiamo ai cittadini consumatori per proteggere il nostro agroalimentare, a loro dobbiamo anche spiegare come lavoriamo e, come diceva giustamente prima il direttore Codato, vi posso assicurare che un agricoltore prima di spruzzare nell'aria i soldi del suo portafogli ci pensa benissimo e se lo deve fare lo fa nella maniera più efficiente possibile. Sicuramente il dialogo con le comunità, con i territori, con gli amministratori locali è fondamentale per fare in modo che magari non ci sia qualcuno che si crea qualche castello mentale errato o che pensi che l'agricoltore voglia fare un po' il furbo. Questi sono percorsi fondamentali, servono a tutti e fanno anche capire poi che è un sistema avanzato quello dell'agricoltura, in questo caso regionale del Veneto, e che può consentire insomma di avere delle produzioni genuine e che sono anche compatibili con il territorio in cui ci troviamo. In una battuta invece novità per quanto riguarda i trattamenti col drone, so che voi come Coldiretti ci state dietro, so che doveva arrivare per questa benedetta autorizzazione perché al momento sì il drone lo puoi usare ma lo puoi usare solo per fare concimazione diciamo aerea e quindi non puoi usare i trattamenti. È sicuramente uno strumento indispensabile sulla quale la politica sta creando oggi una disciplina normativa che non esisteva, perché ci sono tutta una serie di aspetti che vanno considerati, ma che può rivelarsi fondamentale perché oggi qual è il tema? Si parlava prima di cambiamenti climatici, se c'è un'eccessiva piovosità, l'ho sperimentato anch'io purtroppo qualche anno fa sulla mia coltivazione di aglio, la difficoltà tecnica operativa ad entrare con il mezzo classico, il trattore, può diventare impattante non solo perché non si fa il trattamento, ma perché la cultura rischia proprio di deperire nei giorni immediatamente successivi. Poter avere un'alternativa o addirittura uno strumento che magari costa anche meno dell'utilizzo del trattore stesso potrebbe essere sicuramente una valida alternativa e che con le dovute garanzie sia di sicurezza dell'utilizzo che oltre a quella dell'effettuazione del trattamento può diventare sicuramente un alleato, uno strumento in più a disposizione dell'agricoltore. Però al momento insomma non c'è ancora neanche Ci stiamo arrivando anche perché dobbiamo dare una mano a tutti quei agricoltori, penso in primis i viticoltori che lavorano magari in condizioni particolari come quelle delle colline o dei pendii dove anche l'utilizzo dei mezzi meccanici è normalmente difficile, quindi trovare una soluzione di carattere tecnologico e che oggi insomma, sta dimostrando anche di essere caratterizzata da efficienza, penso che sia una soluzione che dobbiamo mettere a disposizione. Allora, velocemente perché abbiamo l'ultimo argomento che però è altrettanto importante, adesso noi dalla pianura, dal Prosecco d'Oc o comunque dal Polesine andiamo su, andiamo in montagna e andiamo a trovare Michele Nenz. Buonasera Michele. Buonasera a tutti. Allora, qui invece noi l'abbiamo convocato perché l'abbiamo accennato proprio nella nostra tabella di marcia all'inizio del programma. C'è un progetto della Lombardia con ANCI nazionale per portare i giovani, riportare i giovani in montagna con tutta una serie di come dire, stimoli economici, ma non solo. E dal suo punto di vista, lì dal bellunese, i giovani in montagna come siamo messi? Ci stanno scendendo, risalgono intanto? Cioè c'è uno stimolo, c'è gente che vuole tornare in montagna, vuole fare aziende agricole in montagna? Beh sì, intanto saluto il presidente Salvan e anche Filippo Codato col quale abbiamo collaborato su tanti ambiti. Sì, in montagna i giovani ci stanno, c'è stato diciamo così anche temporalmente un ritorno importante soprattutto prima del Covid. Devo dire che negli ultimi anni qualche sentore di riduzione diciamo così di quella che è la partecipazione dei giovani al mondo agricolo si sta sentendo anche in montagna. Forse l'effetto è quello sicuramente dei costi soprattutto, no? Nel senso che i costi in montagna sia di produttivi sia in seconda battuta quelli di realizzazione degli investimenti hanno diciamo così un peso importante soprattutto nella fase di start-up dell'impresa stessa. Devo dire che la Regione Veneto ha messo in campo degli investimenti notevoli, no? Ogni anno c'è insomma, il report della Regione e anche di Veneto Agricoltura per quanto riguarda i giovani insediati e devo dire che anche a livello italiano la Regione Veneto si trova sempre diciamo così, tra i primi posti tra numerosità di soggetti impiegati. Quello che stiamo assistendo e vedendo anche parlando con i nostri giovani, sono anche segretari di giovani di Belluno,
è quello di probabilmente un'operatività che deve essere più legata, diciamo così, a un maggiore aiuto nella fase soprattutto della percentuale di aiuto nell'investimento, più che nel contributo a fondo perduto che viene oggi dato attraverso il bando di primo insediamento. Questo perché evidentemente i maggiori costi sono anche nella realizzazione, come dicevo prima, delle opere, dell'impianto. Riconosciamo che in montagna ovviamente la parte da padrona la fa il lattiero caseario, che ha dei costi di realizzazione, impianti e anche di innovazione notevoli, e conseguentemente per chi vuole partire ex novo con un'attività di produzione lattiero casearia, che non significa semplicemente vacche da latte ma anche magari ovicaprini, ha necessità di investimenti molto, molto importanti. Quindi c'è questo grande interesse da parte anche nostra. Devo dire che l'accordo della Lombardia ci interessa particolarmente, credo che dovremmo un po' studiarlo approfonditamente, perché un altro tema che ci sta bene a cuore è quello normativo, però, no? Nel senso che banalmente io sottolineo come in montagna ci sia anche la necessità di avere la terra, no? Di poter accedere alla terra, di poter diciamo così coltivarla. Pochi sono gli appezzamenti di grandi dimensioni, abbiamo raccontato tante volte della frammentazione fondiaria, della assenza dei proprietari, quindi della difficoltà anche di redigere contratti di affitto e quant'altro, e quindi credo che l'accordo con ANCI fatto dalla Regione Lombardia vada anche in questa direzione, per permettere alle imprese giovani neo insediate di ottenere della terra non dico abbandonata, ma della terra silente, come la nuova legge sulla montagna definisce, ma che deve essere assegnata rapidamente e con modalità certe. Insomma, no? Oggi stiamo vivendo anche questa situazione, quindi ben vengano queste iniziative. Ecco, ma visto che lei rappresenta i giovani sono più, come dire, meno portati a stare in montagna perché è difficile lavorare in montagna, o perché non ci sono servizi poi se uno vuole fare magari famiglia? I giovani che vivono in montagna e fanno gli agricoltori sono innamorati del loro territorio. Quindi l'agricoltura non si sposta, no? A differenza degli altri settori, un artigiano può decidere di andare in Val Belluno a produrre, ma un agricoltore di Livinallongo o del Comelico farà l'agricoltore, lo farà lì perché ama il suo territorio, e probabilmente non verrà neanche a Belluno in Coldiretti a fare la pratica, perché quasi è difficoltoso spostarsi. È chiaro che lo spostamento fisico è una necessità, però quegli agricoltori saranno gli ultimi ad andarsene. Lo dico anche facendo e partecipando ai tavoli provinciali, no? Sullo spopolamento. È un tema anche questo della montagna, ma che riguarda ovviamente tutti i settori. Ma io credo che l'agricoltura abbia sì bisogno di servizi. L'agricoltore sarà l'ultimo ad andarsene da questi territori, ma sarà anche l'ultimo ad abbandonare il territorio, nel senso che sarà anche l'ultimo a pensare di non tagliare i prati, di non tagliare i boschi, eccetera. C'è un tema, l'ho detto prima, quello normativo. Noi abbiamo bisogno di avere la terra abbandonata, ma anche in alcuni casi di riportare a terreno coltivabile quei terreni che negli anni 70 o anche prima, dal dopoguerra in avanti, si sono abbandonati per una scelta ovviamente più comoda, che è quella della scelta industriale o la scelta artigianale, e la scelta magari di allontanarsi dai paesi di origine, questa, diciamo così, spostamento verso le vallate. Si sta ancora assistendo a questo. Io devo dire che per fortuna sulle parti alte della provincia, come detto, c'è una certa attaccamento appunto al territorio, e credo che le norme come quella della legge di orientamento, fortemente voluta più di 20 anni fa da Coldiretti, abbia aiutato i giovani a rimanere in montagna, perché con la diversificazione, adesso qui vedo le immagini delle attività boschive, ma i servizi legati all'attività in montagna, no? Legati allo sfalcio dei prati, ma non solo, anche alla manutenzione ambientale, ma non solo, allo sgombero neve e alle attività, in questo caso turistiche e agrituristiche di vendita diretta, permettano effettivamente una redditività anche alle imprese in montagna, sempre che sappiano appunto innovare anche loro, non solo innovare tecnologicamente, ma anche sul modello, no? Sul modello di imprenditorialità legato fortissimamente alla filiera corta. Questo credo sia il messaggio da dare anche ai giovani, che non solo rimangono in montagna, sottolineo questo aspetto, ma che vengono ad abitare in montagna, perché noi in questo momento abbiamo bisogno, tutta la provincia di Belluno lo sta facendo e tutti i settori industriali lo stanno facendo, ma di avere nuovi abitanti per la montagna, perché la qualità di vita in alcuni casi è
lo dico, i servizi sono un problema, ma la qualità di vita, vi assicuro, è molto importante. Credo che quindi anche da questo punto di vista venga valutata la presenza di nuovi montanari, no, come vengono definiti, che possono venire a lavorare semplicemente, ma anche a lavorare la terra e a creare nuove imprese in questo territorio. E quindi l'accordo, diciamo, che la Lombardia ha fatto con ANCI, quindi con l'Associazione Comuni d'Italia, potrebbe essere anche quella di poter portare dei servizi un po' più capillari anche in zone, diciamo così, meno servite? Sì, sicuramente l'accordo con ANCI va in questa direzione, no? Nel senso che ci sono stati fatti investimenti sulla banda larga, è stato fatto l'investimento anche infrastrutturale su strade, vi dicendo. Oggi noi la necessità principale probabilmente è di garantire i servizi essenziali alla montagna, questo in generale per tutti i settori, partendo da quello agricolo, ma soprattutto anche quello artigianale, industriale e turistico. Soprattutto abbiamo due particolari che sottolineiamo: il tema della residenzialità, quindi di avere case disponibili e utilizzabili per chi viene poi a fare i servizi, perché uno dei temi è avere personale che viene a lavorare per esempio nelle nostre scuole, che viene a lavorare nelle nostre, perché no, RSA piuttosto che negli ospedali, e che abbia la possibilità di stare ad un prezzo anche di affitto calmierato, che non è quello sicuramente dell'affitto turistico, scusate, ma che permetta anche a una famiglia di trasferirsi qui, di vivere, perché di lavoro effettivamente in montagna ce n'è, forse molto di più rispetto ad altre zone, insomma. Ecco Michele Nenz, io in scaletta avevo messo anche i lupi con la storia di Michele Serra e il suo cane sbranato, ma siccome il tempo non ne abbiamo più, la rimandiamo un'altra volta, un altro argomento, perché il tema lupi in montagna e non solo montagna è abbastanza importante. Allora intanto grazie a Michele Nenz per il contributo che adesso sviluppiamo qui in studio, perché abbiamo pochi minuti. Io devo dire la verità, quando parto con un programma ho sempre, cioè con una puntata, ho una scaletta, poi non so perché finisce già subito, eppure parliamo solo di agricoltura, penso che dovessimo parlare di qualunque altra cosa. Presidente Salvan, come vediamo questa montagna? Dal report di Michele Nenz, insomma, buone prospettive, giovani che sono in montagna rimangono in montagna, c'è anche volontà di andare in montagna, ma poi sentiremo la scuola cosa ci dice. E insomma, questa montagna potrebbe essere anche una nuova frontiera? Assolutamente sì, come tutte quelle aree che possiamo definire in qualche modo fragili del nostro territorio hanno bisogno di un'attenzione in più, perché come diceva giustamente prima Michele Nenz, la manutenzione, il taglio dei pascoli, la manutenzione delle foreste è un'attività che quasi non si vede, ma che è necessaria per preservare questi territori e per evitare conseguenze ancora più gravose sulle comunità a valle e su a cascata tutte le altre zone. Quindi è per noi fondamentale, che può diventare anche invece un volano economico. Pensiamo alla valorizzazione stessa delle foreste per la fabbricazione del legname o per l'utilizzo anche in chiave energetico, che anche su questo fronte ci vede un pochino impreparati come paese. E poi proprio anche in chiave turistica può diventare un'occasione di sviluppo economico, di sviluppo delle comunità. Sicuramente però va tenuto conto delle difficoltà oggettive che vivono questi territori, e quindi da parte delle istituzioni, degli enti locali, della regione vanno anche trovate quelle risorse che vanno messe necessariamente a disposizione per creare condizioni soprattutto alle nuove generazioni di potersi insediare o di poter rimanere senza dover essere interessati o allettati dall'abbandono di quei territori. Professor Tocchetto, i ragazzi suoi, c'è qualcuno che vuole andare a lavorare, a vivere in montagna? Ho 3 ex studentesse, quindi non studenti, studentesse, che gestiscono delle malghe. Quindi sfondiamo una porta aperta, anzi un portone aperto. Ci sono 2 malghe sul Monte Cesena su Val d'Obbiadene, gestite da 2 ragazze, ex studentesse mie, che gestiscono tranquillamente. Ma vi sentite? Assolutamente sì, ci fanno di quelle cene spettacolari a base di prodotti tipici a chilometro -0. Beh, allora possiamo dire che lì c'è la soddisfazione della scuola che ha indirizzato, ha formato e a questo punto ha creato addirittura chi poi rimane in montagna. Nel Cesena magari forse ci sono meno problemi, se riuscissimo a portarli anche nel massiccio del Grappa, nelle zone. Sì, perché poi l'altro problema è nel Cesena mi pare l'acqua arrivi, ma ad esempio sul Grappa è un problema di acqua. Studenti e amici che hanno una malga in Grappa, qualcuno ce l'ha in Cadore, sono stanchi ma felici. Quindi diciamo che adeguatamente formati i giovani possono affrontare la montagna e fare impresa che, come dire, fa quadrare i conti anche in montagna? Sì, assolutamente sì. E da come ho capito l'importanza è creare dei prodotti tipici di nicchia particolari? Sono prodotti unici di altissima qualità. Lei come la racconta la montagna ai suoi studenti?
Non in economia solamente. Assolutamente no, agronomia forestale in quinta corso professionale si parla di alpicoltura. Quindi gestione del pascolo, gestione delle mandrie al pascolo, i prodotti che se ne portano a casa, anche con la coltivazione di piccoli frutti. Quindi... Siamo giunti al termine di questa nostra puntata. Ci sono dei genitori che la stanno ascoltando con un ragazzo di terza media, una ragazza di terza media, un buon motivo per affrontare l'istituto agrario. 9 miliardi di persone al mondo, 60 milioni di persone in Italia devono mangiare. Perfetto. Presidente Salvan, abbiamo fatto il giro un po' del Veneto, non tutto. Lei è presidente regionale, come vede questa regione, come vede l'agricoltura di questa regione, e a un giovane che la sta ascoltando dove lo consiglierebbe di investire? Come dico spesso, siamo la seconda economia agricola d'Italia, ma probabilmente siamo la prima per varietà, perché andiamo dalla montagna alla collina, alla pianura, arrivando fino alla pesca delle nostre coste veneziane e polesane, quindi non ci manca niente come capacità e offerta di carattere economico e produttivo. A un giovane che vuole investire in agricoltura, do il suggerimento che hanno dato a me alcuni anni fa: prima di partire che si vada a vedere qualcosa che fanno gli altri, anche magari in un paese diverso, in uno stato diverso, perché con l'apertura mentale, con la capacità di vedere e di mettersi anche in discussione su quelli che possono essere schemi imprenditoriali in qualche modo consolidati, si può trovare invece magari uno spunto di innovazione, una curiosità, un'idea, uno stimolo che magari in casa non si trova. Grazie al Presidente Salvan, grazie a Davide Tocchetto. Noi adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicità e poi l'ultima parte, come sempre, Paolo Pagnani e le occasioni per i nostri imprenditori. Ultima parte di agricoltura di questo mercoledì 6 maggio 2026, come vedete ho in mano l'oggetto misterioso che caratterizza come sempre le nostre puntate. Prima l'avevo tenuto un po' da parte, adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. È legato a uno degli argomenti di questa puntata, è un attrezzo di fine 1800, primi del Novecento, non dico altro, poi ovviamente ci sarà il Bastian Contrario, Aldo Cescon, che vi racconterà che cos'è. Però per quest'ultima parte siamo come sempre con Paolo Pagnani, benvenuto, buonasera. Ciao Lucio, buonasera a tutti. Allora, che occasioni ci dai nella tua agenda delle opportunità, che occasioni per i nostri? Allora, parliamo di una cosa che era uscita praticamente un attimo prima della puntata precedente. C'è un bando, un'iniziativa della Regione Veneto sui club di prodotto, quindi delle aggregazioni di imprese, e a noi le aggregazioni di imprese piacciono perché si tratta di fare rete tra imprese anche tra settori differenti, per lavorare su un'offerta, su un tematismo del turismo, e il settore primario, l'ambiente, il territorio agricolo trevigiano e veneto ha molto da dire da questo punto di vista. Quindi intanto lo lanciamo, lo affronteremo nelle prossime puntate perché è abbastanza complesso. Però insomma il tema è che anche sul club di prodotto, quindi su un tematismo del turismo legato a particolarità specifiche del territorio. Cosa vuol dire club di prodotto? Il club di prodotto vuol dire che un gruppo di imprese, un gruppo di soggetti, anche soggetti pubblici, si mettono assieme per sviluppare ed elaborare un tematismo turistico in questo caso. Quindi per esempio abbiamo parlato di turismo fluviale, sì, abbiamo parlato di turismo ambientale, abbiamo parlato di turismo esperienziale. L'enogastronomia è volendo potrebbe essere un club di prodotto, in certi territori lo è già, quindi il tema si lega anche a tutto il discorso che abbiamo fatto sui bandi leader, e con l'occasione ricordiamo che c'è un bando leader in scadenza dove il tema di avere un tema da sviluppare è molto importante. Quindi cosa ci fai vedere? Siamo a Belluno, ne abbiamo già parlato, era una delle nostre prime chiacchierate. Siamo nel GAL Dolomiti Bellunesi, Prealpi Dolomiti, e questo è il territorio di riferimento, quindi il territorio diciamo della parte bassa della provincia di Belluno, quindi lungo l'asse del Piave, quindi tematismo del turismo fluviale. Siamo in coincidenza con un parco nazionale e quindi il tematismo del turismo ambientale, il turismo lento, e siamo anche in presenza di città storiche, Belluno, Feltre, quindi città murate. Questo bando prevede la realizzazione di servizi di base di sostegno alle piccole imprese. In questo caso non parliamo di imprese agricole, ma parliamo di imprese extra-agricole, e quindi l'attività di questo bando si viene ad affiancare a quelli che sono gli interventi del settore primario, quindi agriturismo, turismo rurale. Quindi qua andiamo a, diciamo, sostenere
interventi su imprese extra-agricole che però dovranno lavorare in rete, si troveranno a lavorare in rete su un determinato tema o su più temi con altre imprese. Eccolo qua, queste sono le caratteristiche dei beneficiari, quindi sono microimprese non agricole, microimprese e piccole imprese non agricole, quindi questo è il requisito, non devono svolgere attività agricola, non devono averla svolta e svolgerla. Il tipo di sostegno, come abbiamo visto altre volte, è il concorso, il rimborso sulle spese ammissibili, la quota di rimborso del 50%, un progetto minimo di spesa ammissibile 15.000 euro, progetto massimo di spesa ammissibile 80.000 euro e c'è Ma l'80.000 euro vuol dire che io devo mettere altri 80.000 e diventa 160? No, spesa ammissibile a quel punto sarebbero 40 più 40. Ok, quindi massimo io esatto. posso prendere 40.000 euro su un progetto di 80. E avendo un fondo complessivo di 200.000 euro significa che se tutti presentano il progetto massimo fondamentalmente passano 4 progetti, quindi la selezione dei progetti diventa molto, molto importante. Quindi bisogna avere buone idee. Insomma. Esatto. E le spese ammissibili sono interventi su fabbricati, la realizzazione e ristrutturazione dei fabbricati dagli aspetti igienico-sanitari all'accoglienza, all'accessibilità, quindi le barriere architettoniche, l'acquisto di macchinari e attrezzature e anche programmi informatici. Ecco il tema che si diceva prima, i criteri di selezione. La qualifica del personale dipendente, quindi creare occupazione, questo è uno dei grandi requisiti dei piani di sviluppo e quindi anche del leader. La localizzazione geografica, si investirà di più in comuni caratterizzati da maggiore spopolamento, perché l'idea è quella, siamo in montagna, di cercare di, diciamo, come dire, lottare contro lo spopolamento. Quindi diciamo che questo aiuta a tenere i giovani in montagna. Esatto. Che abbiamo un tema che abbiamo toccato prima. Esatto. E poi la tipologia degli investimenti, il tipo di spesa, tutti gli aspetti energetici, investimenti sostenibili, quindi energie rinnovabili e cose. Come abbiamo visto altre volte è necessario predisporre un piano aziendale che fondamentalmente dà una cornice all'idea dell'impresa e quindi la qualifica, la caratterizza. E poi ci sono, tutti i vari allegati, il bilancio economico. Ma è complicato? Non è complicato, non è complicato. Tra l'altro molti GAL predispongono già la modulistica, quindi sono dei moduli fondamentalmente da riempire. È chiaro che il piano aziendale che deve far capire qual è l'idea che si vuole sviluppare, quello sì ha la necessità di essere molto legato anche al cuore dell'impresa. Ecco, più di qualcuno, ascoltando i tuoi suggerimenti, mi ha detto: ma è meglio che vada direttamente agli uffici dei GAL oppure posso arrangiarmi via internet? Allora, è sempre, se uno ha un supporto tecnico tramite la propria associazione di categoria, è sempre consigliabile questo, oppure un supporto tecnico da parte di un consulente che può essere un agronomo, un agrotecnico, un perito agrario, insomma qualcuno che ti segue da quel punto di vista. Il vantaggio di rivolgersi a una struttura associativa o a un tecnico è perché anche quello è un momento per fare rete, perché magari l'azienda agricola pensa di essere da sola, in questo caso non è un'azienda agricola, chiedo scusa, l'impresa pensa di essere da sola, invece magari c'è qualcuno che ha un progetto che sarebbe complementare al suo, quindi magari, fare rete, quando le associazioni lavorano per fare rete, è sempre un buono stimolo. La scadenza è il 25 giugno, ne parliamo proprio perché la scadenza si sta avvicinando, fondamentalmente c'è ancora poco meno di 2 mesi e poi i riferimenti su dove scaricare il bando. La localizzazione dell'intervento ci permette di fare quel ragionamento sul tematismo. Siamo all'interno del Parco Dolomiti Bellunesi, turismo esperienziale, un esempio, e ci sono tutte queste possibilità dalla conoscenza della flora, la fauna, la geologia, l'uomo. È un territorio dove ci sono anche insediamenti archeologici, storici, ambienti molto particolari come ad esempio quei laghi ricavati proprio all'interno della roccia, oppure anche il tema della storia, il centro storico di Feltre, una città murata, Belluno, quindi tutto anche il tema, è una zona dove ci sono anche molti insediamenti religiosi, quindi c'è anche una storia di cammini, della cosa, sono tutti tematismi su cui si può incanalare il progetto di sviluppo. Quindi una buona idea da poter sviluppare. Esatto, la nostra idea era quella di, oltre che presentare, anche stimolare, ecco questo. Bene. Velocemente ricordo
quello che abbiamo visto l'altra volta di corsa, lo vediamo in corsa, tanto l'abbiamo visto l'altra volta, ci sono sempre quei bandi legati al turismo esperienziale e alle attività di svalorizzazione del territorio nel GAL Venezia Orientale, e su questo una piccola considerazione sulla litoranea veneta di cui abbiamo parlato. La prossima settimana c'è un convegno sulla litoranea veneta e mi faceva piacere a Mestre, all'M9, quella nuova struttura, e mi faceva piacere evidenziare quanto quello che abbiamo detto quella settimana poi alla fine viene fuori. Ci sono 3 relazioni dove si parla di turismo e sviluppo turistico sulla litoranea veneta. Ma ci può dare con chiunque? Certo. E i riferimenti, per esempio, sono parteciperà un esponente del Canal du Midi, che è un'area fluviale francese che è patrimonio UNESCO, e noi a Treviso sappiamo che quando arriva l'UNESCO ci sono elementi di sviluppo. Quindi da andare sicuramente a seguire per imparare. Esatto. E lasciami dire anche un po' copiare. Certo, assolutamente, bisogna sempre copiare. Grazie a Paolo Pagnani, ancora una volta vi faccio vedere questo oggetto misterioso. Si chiude qui questa puntata di Agricoltura di Sera, sperando di avervi raccontato e avervi fatto pensare qualcosa di più, insomma, sull'agricoltura di oggi, guardando anche il domani. Come sempre l'ultima parola noi la lasciamo al nostro Aldo Cescon come bastian contrario, e ci parlerà delle bietole e non solo. E se volete noi ci vediamo mercoledì prossimo, ore 21, come sempre, Antena 3. Buona serata. Buonasera signori! Ecco qua l'oggetto misterioso, ma vi capito che c'è poco di mistero. Questa sia forca che una volta andava sul campo a cavare barbabietto, e barbabietto una volta a cavare e veniva a tagliare foglie, però questa qua me la tengo in mano perché mi serve anche dopo. Come che si finiva prima la seconda guerra mondiale, all'epoca della guerra il zucchero costava, un chilo di zucchero fa una oncia di oro, un'infinità, non che ne era. Come che si arriva a casa ritasati a lavorare, seme a bietole, sono 3-4 anni che a recuperare l'80% della sufficienza del zucchero che serviva. Nel Veneto, fino agli anni 70, che era 27 zuccherifici, perché il Veneto insieme all'Emilia Romagna è quella che produceva più bietole. Poco a volta, una volta, cade il prezzo, se era un zuccherificio, cade il prezzo, se era zuccherificio, cade il prezzo. Finché alla fine degli anni 80 è sottoscritto che consegnavo al zuccherificio 1300 quintali di bietole al giorno col cambio di rimorchio. Ecco, cominciamo a conoscere veramente tutta la filiera delle bietole. Solo per darvi un'idea, cosa che era Ponte Longo, quando che mi portavo le bietole e tiravo su 140.000 quintali di bietole al giorno e produceva 14.000 quintali di zucchero, che era anche 14.000 quintali di terra. Perciò numeri impressionanti, 400-450 cambi di rimorchi al giorno, e lavorava 22, 23, qualche volta anche 24 su 24. In 11 anni che ho portato via bietole non mi era mai aumentato 1 centesimo il prezzo a quintale. Sentite voi a parte piso il cambio, invece di caricare 300 quintali te ne caricavi 400 o te ne caricavi 450. E ora quando che ti arrivai in Mestre, che ti caviva il cavalcavia da fare, il cambio scioppava dal peso che era, la pulizia ti tendeva dall'altra parte. La disperazione, finché un poco a volta i sacrifici che c'erano tutti, ce ne sta quello del Ponte Longo e quello del Contarina. Quello del Contarina si sta fatto negli anni 70, fine anni 70, tutti dicevano resterà solo che quello perché è nuovo. Invece da come che si capiva allora, pareva che io avesse fatto massa da vicino al mare e sbrissava un poco a volta dentro sull'acqua. E perciò si era tenuto quello del Ponte Longo, che si sta fatto nel 1910 e tante robe si ancora accompagne. Quando che ti te va su una industria dove che te vedi che nessuno mette a posto niente, resta tutto vecchio, se non sei in codo o domani va sarà. Ma anche soprattutto perché non è bietole, perché il prezzo dei bietole è andato talmente su,
che io compara col mais, col frumento, con questo, con quello, e così tascheino che ne c'appa nessuno. E è per questo che mi tengo questa qua, perché se arrivai a un momento, non ti andare a girare che sempre torno, che è roba buona è quella che viene dall'estero, perché passando Piman, no, da poco, che c'è chi che si impastrocia e metti scarsea. E vuoi farmi mangiare qui a estera e noi altri non produciamo più bietole. Mi dispiace di queste robe qua, però è pure sacrosanta verità, perché sia il mais, la soia, il riso, il frumento, i seminativi, a picco. Si te regala, te dicevi in eredità di 100 campi a terra, ti si un poaretto se non ti puoi venderli, perché se te regala a lavorare non ti c'è più niente. E con questo vi saluto, questo video che vi dico, stavo qua sempre a irrabbiarmi a parlare delle robe. Però prima che andai in letto vorrei ricordarvi che 50 anni fa, e 2 ore, perché adesso sei 11, se veniva il terremoto sul Friuli, che sta quasi mia morti. Là segati da su e mani che tutti quanti, 15 mie Italia che era, che lavorava. Ma che lavorava? Cosa vuoi? Tu adesso i fai braghe senza scarsei, ma i miei Italia che aveva 2 scarsei. E so una che era dentro la buona volontà, e so che altra che era il buon senso. E così si sta sistemando tante storie. Buonanotte a tutti, mettiamoci a posto un poco.